anche per questo lei non mi considerava. Isabella diceva alle sue amiche che avrebbe sposato un uomo bello. Isabella era bella mentre io non lo ero affatto, e anche per questo lei non mi considerava. Isabella diceva alle sue amiche che avrebbe sposato un uomo ricco. Isabella era bella, era bellissima, mentre io non l'ero affatto, e anche per questo lei non mi considerava. Isabella diceva alle sue amiche che avrebbe voluto sposare un uomo bello, perché se lei era bella e avesse avuto un marito bello, anche i propri figli sarebbero stati sicuramente belli. Isabella sosteneva che la bellezza non era per niente soggettiva, e io le credevo. Se lo fosse stato, perché io facevo cagare a tutte? Isabella era bella e io le volevo molto bene, anche se non avrei mai avuto il coraggio di dirglielo, perché a Isabella, oltre che ragazzi belli, piacevano i ragazzi ricchi e con la bella macchina, e io non l'ero affatto, e anche per questo lei non mi considerava. Isabella diceva alle sue amiche che avrebbe voluto sposare un uomo ricco per poter garantire un buon tenore di vita ai propri figli e fargli fare un sacco di corsi di recitazione, corsi di pianoforte, corsi di sci, corsi di tennis. Con me al massimo avrebbero potuto fare un corso accelerato di sopravvivenza. Isabella era bella mentre io non lo ero affatto, e anche per questo lei non mi considerava. Isabella diceva alle sue amiche che avrebbe sposato un uomo bello. Isabella era bella mentre io non lo ero affatto, e anche per questo lei non mi considerava. Isabella diceva alle sue amiche che avrebbe sposato un uomo ricco. Isabella era bella ed era anche molto brava a scuola. Alle sue amiche diceva che si sarebbe voluta laureare presto, per avere figli presto ed essere una mamma giovane. Io invece ero uno studente mediocre, e anche per questo lei non mi considerava. Mi sarebbe piaciuto se almeno una volta, in 5 anni di liceo, un professore mi avesse fatto davanti a lei quel complimento mutilato tipo: lei è molto intelligente ma non si applica. Al massimo mi dicevano: lei non si applica. Mia madre ogni volta che tornava dopo un colloquio con i professori diceva a mio padre: te l'avevo detto che dovevamo iscriverlo a una scuola professionale a breve termine, meglio avere come figlio un buon tornitore che una perfetta testa di cazzo. Stavo molto male per questo, molto molto male. Isabella era bella ed era anche molto simpatica e brillante con gli altri. Beh, non gliel'ho mai sentito dire alle sue amiche, ma sicuramente avrebbe voluto avere anche i propri figli brillanti e simpatici. A me sarebbe... Isabella, che fa rima con Mirella, rossa, anche Isabella. Il rosso attira molto perché siamo molto visibili. La prima cosa che mi fanno quando mi fermano è perché ho visto il rosso, mi dicono. Poi mi giro, sei tu, mi dicono. Però la prima cosa è il rosso. Questo rosso che sta accendendo i nostri cuori, ma è un rosso che sanguina, che è il nostro cuore per tutto quello che sta succedendo. Io non so se qualcuno si rende conto che bisogna anche dire basta, bisogna cercare anche di arginare, se non si possono fermare, tutte queste provocazioni, queste grida di dolore, questa solitudine che avanza sempre di più. Nel silenzio di chi dovrebbe anche intervenire, anche perché noi siamo associazioni di volontariato, voi lo sapete, ve lo dico sempre, però se non conosciamo il nome e il cognome della persona che ha bisogno, come facciamo? E non è per forza che devi essere nei cerchi magici, politici, per riuscire ad essere ai tavoli dove veramente vengono decisi come comportarsi, cosa fare per il futuro, pianificare e organizzare. E questo non può essere, io non vedo l'ora, anche che però ne parleremo il prossimo anno, perché pensate, adesso andiamo a votare questa settimana. Dai tempo che si organizzino i partiti per mettere nelle poltrone le persone, gli assessori, i consiglieri, perciò ne parleremo in primavera. E intanto cosa facciamo? Io vorrei capire che qualcuno mi rispondesse, anche perché chiami gli uffici e non ti danno risposte, perché anche loro devono aspettare cosa succederà se non c'è qualcosa già di scritto e predisposto
Però la solitudine non può aspettare, la povertà neppure. Vi sembra che parlino di queste cose? Ma vi sembra che parlino di queste cose? La sanità andrà anche bene, ma io anche, pensate, ieri domenica mi hanno chiamato delle persone disperate che non avevano neppure i soldi per il ticket. Non avevano. Mi hanno chiesto aiutami Mirella, cosa devo fare io? Non è che riesco a risolvere i problemi del mondo, però dove posso cerco di arrivare, di capire bene la situazione. Oggi sarà giornata di sindaci, perché dovrò chiamare i sindaci, capire come mai ci sono queste realtà, trovano pure i soldi quando vogliono per certe cose. Per le mostre, le grandi mostre, io ho detto, dopo vorrei sentire anche il parere di Giorgio Bughetto che di mostre se ne intende. Per carità, le grandi mostre ci vogliono, fanno un bene alle città, alla cultura, all'arte, però quando sono grandi così dovrebbe intervenire il Ministero della Cultura, il Ministro della Cultura, dovrebbe intervenire in parte forse anche la Regione, non so, ma penso che gli amministratori locali i soldi dovrebbero spenderli per altre cose, dico io, non so se sbaglio, perché veramente c'è una povertà che impressiona. Io mercoledì ero al Banco Solidale e voi non avete idea cosa vediamo, non si vede un politico ai banchi alimentari, non so dalle altre parti, però io sono in provincia dove arrivano tutti i politici, al martedì si riuniscono ogni 15 giorni, non ne arriva uno. Perché? Perché non hanno risposte, perché farai delle domande alle quali loro dovranno rispondere, ma non rispondono. Però il mondo del volontariato è importante. Sentiamo cosa ne pensano i miei ospiti questa mattina. Allora, abbiamo in presenza degli ospiti graditissimi, che è Giorgio Bughetto, Presidente Associazione Nazionale Mutilati Invalidi di Guerra e non solo. Abbiamo anche Edoardo Rivola, Presidente Associazione Il Prossimo, Centro Papa Francesco, Solidarietà, Aiuti Bisognosi. Ma siamo collegati anche col dottor Luigi Ulgiati, Vice Segretario Vicario Generale UGL, Unione Generale del Lavoro. Grazie anche a lei veramente, dottor Ulgiati, di essere qui. Quanto importante saranno anche le sue parole questa mattina. E poi abbiamo anche Mario Daniele Citron, Presidente Consorzio Veneto Garanzie Treviso. Grazie anche a lei, Presidente Citron. Cosa ci racconterà il Presidente Citron? Sentiremo. Ecco, buongiorno. Cosa vede? Se vede rosso, rosa, celeste, giallo, perché ormai andiamo a colori. Grazie. Allora io partirei proprio da Edoardo Rivola, che non conosciamo, che è la prima volta che ho l'onore di averlo ospite. È un presidente che ha una comunità molto importante, su una zona molto importante, che è il Centro Papa Francesco, Associazione Il Prossimo. Allora, Rivola, quando è nata questa associazione? Ci racconti un po' dove, quando, perché? Innanzitutto grazie dell'invito. È nata sostanzialmente da una storia abbastanza lunga che è legata a un uomo, principalmente un prete, che era Don Armando Trevisiol, che a Mestre era parroco della parrocchia di Carpenedo. Da lì ha dedicato un po' la sua vita ai fragili, ai bisognosi e principalmente agli anziani, per combattere quella solitudine che tanti non vedono. E per tenere sostanzialmente attivi questi anziani si erano sviluppate nel seminterrato del centro Don Vecchi 2 5 associazioni, chi raccoglieva i vestiti, chi i mobili, chi, insomma, e abbiamo deciso come consiglio della Fondazione Carpinetum di costituire questa nuova associazione che si chiama Associazione Il Prossimo ODV. È nata esattamente 10 anni fa, a settembre abbiamo festeggiato i 10 anni con uno spettacolo teatrale, visto che si parlava prima di teatro. E il passo grande l'abbiamo fatto nel 2020, tra un lockdown e l'altro, dove si è deciso di costruire un nuovo centro che l'abbiamo dedicato a Papa Francesco, Centro di Solidarietà Cristiana Papa Francesco. Siamo anche orgogliosi di averlo fatto 4 anni e mezzo fa, e cioè quando era ancora in vita, dove abbiamo pensato che questo uomo rappresentasse molto il nostro servizio. Oggi questa realtà pensavamo di essere a posto per tutta la vita a livello di spazi. Siamo passati da 350 metri a 3600 metri, di cui 1000 dedicati agli alimentari, 1000 ai mobili, 1000 ai vestiti, con 600 di magazzino. Non ci stiamo più e dunque dobbiamo farci una domanda: come mai questa realtà è così ricettiva? È perché probabilmente il bisogno c'è. Ce n'è tanto. Noi siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 in un orario dove qualcuno dovrebbe lavorare, e pertanto vengono da noi
tantissime persone, in 3 ore entrano più di 1000 persone al giorno, 1000. In particolare abbiamo dovuto fare 2 aperture anche al mattino per gestire coloro che sono tesserati al banco alimentare per questo aiuto, e siamo passati da circa 180 nuclei familiari a ormai quasi 900 nuclei familiari. Avete sentito che numeri sta raccontando Rivolta, ma soprattutto Rivola, ma soprattutto quello che non si riesce a capire, il bisogno. Ha detto quanto bisogno c'è di dare risposte a queste persone. Ieri abbiamo visto Papa Leone XIV sulle orme di Papa Francesco, che è seduto a tavola a questa mensa con questi bisognosi, con queste persone, senza fare distinzione di nessun tipo, e penso che questo sia il proseguimento di quello che ha detto e lasciato Papa Francesco. Allora io vorrei sentire anche cosa ne pensa il dottor Luigi Ulgiati, vice segretario vicario generale UGL, Unione Generale del Lavoro. Dottore, ma è proprio vero che non c'è lavoro? Oppure c'è qualcosa che non unisce? Dove andiamo a cercare lavoro? Cosa dobbiamo fare per far capire che magari siamo in grado di lavorare, ma non magari con i mezzi di ultima generazione perché non li conosciamo, ma soprattutto la voglia c'è di integrarsi. Pensi, dottor Ulgiati, che ho avuto un ragazzo che sognava di fare il saldatore. Avevo anche la Confartigianato quel giorno e quando gliel'ho detto mi ha detto: no Mirella, non è possibile, guardi, non esiste questa storia. Bene, allora le faccio vedere la mail. Ho detto: dove questo ragazzo ha mandato questa mail per cercare lavoro e non ha più ricevuto risposta, ma non solo a voi, a tanti. Cosa c'è che non lega nella catena, questa catena che si è rotta? Sono tutti a casa che non hanno voglia di fare niente, i giovani, ecco, e la formazione adesso se ne parla, adesso fatalità in campagna elettorale, ma prima cosa è successo, dottor Ulgiati, per trovarsi in queste condizioni? Prego. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito a questa trasmissione. Ma io partirei intanto dal rapporto Caritas che la scorsa settimana è stato pubblicato e ovviamente ha un certo peso ed ha anche una sua importanza anche per il ruolo che riveste la Caritas e per il sostegno che dà anche ai poveri la Caritas. Intanto c'è una situazione nel nostro paese di 5 milioni,7 poveri, di cui 2,2 milioni sono le famiglie. E c'è una crescita, soprattutto, ecco, questo è il dato veramente sconfortante, nell'ultimo decennio di circa il 40% di poveri. E questo ovviamente riguarda i minori, i lavoratori con bassi salari, le donne, gli anziani, i disabili, e poi tutta una serie di collegamenti rispetto a questa povertà, perché poi noi non dobbiamo considerare soltanto il povero, quello che non ha lavoro, poi c'è il lavoro povero, cioè quello che non ti consente di arrivare a fine mese. C'è la povertà energetica che non ti consente di avere un consumo adeguato anche di energia, e questo l'abbiamo visto e sopportato soprattutto in questi ultimi anni in occasione proprio della crisi, delle crisi dovute alla guerra e ovviamente dagli approvvigionamenti di energia. Una serie di problematiche che derivano dalla povertà, come la ludopatia, le violenze sulle donne. Ecco, questi sono problemi che in qualche modo coinvolgono non soltanto chi è in quella situazione di povertà, ma coinvolgono tutto il paese. E allora che cosa possiamo fare? Giustamente lei diceva: ma è possibile che ci sono persone che non vogliono lavorare oppure che non hanno la possibilità di inserirsi sul mondo del lavoro? Ma io non credo che ci siano persone che non hanno voglia di lavorare. Ci sono delle opportunità che bisogna far cogliere ai giovani soprattutto, ma anche a persone che hanno perso il lavoro. Ecco, la drammaticità è anche questa. Molte persone perdono il lavoro e non hanno la possibilità di potersi reinserire, soprattutto persone che hanno intorno ai 50-55 anni, che sono troppo giovani per poter andare e per poter accedere alla pensione, ma sono assolutamente troppo vecchi per poter essere reinseriti nel mondo del lavoro. Ovviamente delle cose sono
si cerca di farle con questo governo, ma anche governi precedenti, ma è un sistema molto, molto complesso. Molti giovani e anche meno giovani vanno all'estero. Noi lo scorso anno abbiamo perso circa 1 milione, circa 150.000 persone di italiani che sono andati all'estero. Poi circa la metà sono rientrati, cioè quelli che erano andati negli anni precedenti poi sono rientrati. Però è un dato drammatico, perché se 150.000 persone nel 2024 sono andate all'estero e oltre il 60% sono giovani, quasi la metà sono diplomati e laureati, significa che noi formiamo delle persone che non abbiamo la possibilità poi di inserire nell'ambito lavorativo nel nostro paese. Se poi ci mettiamo anche la denatalità, consideriamo che questo anno, cioè il 2025, chiuderà un trend, secondo anche i dati Istat, di circa 10.000 nati in meno rispetto a quest'anno. E allora ecco, è un paese molto complicato, dove i giovani vanno all'estero, si formano in Italia e poi vanno all'estero, c'è un problema di denatalità, c'è un problema di formazione, perché dopo la formazione non c'è l'accesso al lavoro, c'è una certa drammaticità. Però che cosa si sta facendo e che cosa abbiamo bisogno noi per inserire i giovani e anche i meno giovani nel mondo del lavoro? Ecco, di una serie di interventi strutturali per il nostro paese, ma che non danno una risposta con una finanziaria, ma probabilmente potranno dare delle risposte nel corso dei prossimi 5 o 6 anni. Però è indispensabile fare investimenti strutturali sul nostro paese per sostenere i poveri, chi ha bisogno, per creare le condizioni di formazione adeguata e per l'inserimento. Poi molto chiaro, dottore. Andiamo avanti, se no non ce la faccio. Voglio sentire anche Mario Danieli Citron, presidente Consorzio Veneto Garanzie Treviso. Io vorrei anche capire, visto i numeri che ho sentito proprio l'altro giorno, freschi delle banche, che sono arrivati con utili di 900 miliardi di euro. Cos'è la garanzia per noi, Citron? Cosa vuol dire essere garantiti, avere un garante che ti aiuta, che ti supporta? Che noi abbiamo sentito il dottor adesso Ulgiati che ha detto bisogna investire, bisogna strutturare. Ma mi sembra che qualcosa si faccia, ma non per i poveri, per le famiglie, per i cittadini. Non mi sembra che stiano facendo investimenti che possono aiutare le famiglie, possono aiutare qualcun altro e questo non va bene. Cos'è la garanzia per una famiglia, per uno che lavora, Citron, ma soprattutto anche per un giovane? Prego, Citron. Sì, buongiorno a tutti, grazie anche da parte mia per l'invito a questa trasmissione. Intanto puntualizzo che io sono sì di Treviso e non mi sottraggo naturalmente agli argomenti che avete appena elencato e la problematica evidenziata, ma sono presidente di un consorzio Fidi che eroga garanzie per favorire l'accesso al credito delle piccole e micro imprese nel comparto dell'artigianato. Operiamo in tutta la provincia e naturalmente anche nella regione e stiamo anche attuando un percorso di aggregazione con un altro Confidi, siamo Confidi vigilati, perciò controllati da Banca d'Italia, con un altro Confidi sempre della regione e più avanti ci aggregheremo anche con un Confidi regionale, di conseguenza saremo anche una struttura tra le più importanti a livello nazionale. Il nostro compito è quello di, come detto prima, di garantire o favorire l'accesso al credito alle piccole e micro imprese che sappiamo sono l'ossatura economica del paese, perché sono il 95% delle imprese della nazione e contribuiscono per il 40% per l'occupazione e circa il 50% per il valore aggiunto. Oggi noi difendiamo queste piccole e micro imprese e forniamo la garanzia, ecco venire al punto della domanda, la garanzia quando queste hanno qualche difficoltà nei confronti della banca, delle banche
tradizionali che ormai stanno scomparendo anche dei territori, perché vediamo che hanno chiuso migliaia di sportelli e c'è anche la desertificazione degli sportelli bancari, perché ormai bisogna fare tutto online, però comunque i costi non cambiano, e abbiamo visto anche gli utili che le banche fanno, perché oggi le banche, quelle grandi, per fortuna ancora le piccole, BCC o qualche popolare, insomma, ci aiuta, ma ormai il business di fare credito, fare finanziamenti, se non abbiamo pratiche che arrivano agli 80-100 mila euro, ormai non entra più nel business delle banche, perché preferiscono fare altro. Ecco allora che la nostra garanzia, per chi magari ha dei bilanci che sono un po' così problematici, oppure insomma ha bisogno di ampliare il fido che attualmente ha, o avere condizioni superiori, migliorative, ecco che ci siamo noi con l'apporto di una garanzia a favore naturalmente della banca, per appunto accompagnare l'impresa. Questo per quel che riguarda appunto finanziamenti, credito diretto. Noi eroghiamo anche risorse anche della regione, ad esempio gli ultimi 30 milioni messi a disposizione della regione per favorire appunto le piccole imprese. Eroghiamo fino a 150 mila euro per le piccole imprese, con una condizione di 2,95 omnicomprensiva, perciò sono condizioni assolutamente di favore. Presidente, mi dispiace dirglielo, Presidente, però lo sa che io ho avuto tanti artigiani nella mia trasmissione e non mi hanno detto di conoscere e che sanno di questa cosa. Allora c'è qualcosa che non torna, era quello che dicevo prima, cioè la catena si è rotta nella comunicazione. Perché lei ha detto appunto aspetti un attimo, lei ha detto ci stiamo strutturando per diventare più forti, sempre più importanti, però al momento, io le dico la verità, queste aziende che ho avuto, artigiani di piccole dimensioni, non conoscevano questa realtà, tanto è vero che erano preoccupatissimi per il loro futuro. Aspetti un attimo, Citron, perché abbiamo una telefonata, se no mi cade la linea, abbiamo Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Quanto riguarda Don Armando Trevisiol, Don Armando Trevisiol, l'ho conosciuto personalmente, io e anche suo fratello che gli è preso in caduto. Quello che ha fatto Don Armando, Mirella, ha fatto, doveva farlo Papa, ha aiutato tanta di quella gente. Fino all'ultimo momento. Anche a Mirella, perché i primi alimentari me li dava lui perché non li avevo, è vero, andavo a Carpenedo col furgone, è vero. Per quello che ti ho detto, fatti, e dopo ti davo e a cura come fare che il mondo vada bene. Ai giovani, perché faccia fiori, faccia case popolari, a basso prezzo e a riscatto come una volta, dopo crescevi gli stipendi, va bene. In tempo 10 anni ti dà un esercito di fiori piccoli. Cosa ha avuto che faccia fiori che li ragazzi sei da mangiare? Ma i politici si rendete conto? Adesso che c'è votazione, mi promette mari e monti. C'è gente di buona volontà come voi altri, ma le banche le strocine e che fa un mutuo, gli dà 150.000, gliene paga 300. Mi salta 3 rate, mi porta via a casa. Ma dove siamo arrivati? Perché non dà un prestito lo Stato ai fiori che da sposarsi? Dagli un senza interesse, ti dà ti fa il prestito, mi si sposa, mi fa case, mi fa fiori e paghe. Grazie Rinaldo, devo andare avanti perché ho tanti ospiti, se no non ce la faccio, hai dato metà ricetta, l'altra metà la darai domani, così andiamo avanti. Allora Giorgio Bughetto, ecco quello che hai sentito, tu sei una persona in prima linea, specialmente nella cultura, nelle tradizioni, nella storia della tua città, ma quanta fatica si fa andare avanti, trovare persone che capiscono l'importanza anche non solo delle grandi mostre, ma delle mostre che fanno valere e soprattutto le tradizioni e la storia del territorio. Tu ne sai qualcosa, prego. Sì, molto, perché noi cerchiamo sempre di trovare degli sponsor, non è sempre facile trovare sponsor perché una mostra costa farla e le istituzioni, naturalmente i grossi gruppi non gli interessa perché pensano appunto forse a più grosse mostre di noi che siamo una realtà piccola, però cerchiamo nel nostro piccolo di portare tanta cultura.
e cultura soprattutto quella che gli altri non fanno. Quindi è questo il nostro obiettivo primario, portare una cultura e una storia che gli altri non fanno. Allora, sentiamo anche cosa ne pensa Rivola di quello che ha appena sentito, soprattutto da Rinaldo, ecco, che conoscono. Ecco, conoscere vuol dire che Don Armando Trevisol sapeva anche comunicare, perché io sono a Treviso, ma sono venuta a conoscenza di questo enorme e importante centro, il Don Vecchi, ricordiamo, dove io ho bussato perché non avevo niente, nessuno mi dava niente. E Don Armando mi ha aperto subito, mi ha aiutato, mi ha detto tu vieni una volta alla settimana e vedrai che qua troverai, ma non solo. Poi ho visto costruire questa RSA, la prima, lui trovava sempre i soldi perché era uno che bussava porta a porta, sapeva chiedere e riusciva a far capire l'importanza di quello che avrebbe voluto fare. Prego Rivola. Ma la testimonianza è la semplicità di una storia di tanti anni, la fiducia che aveva Don Armando e che in questo momento qua la riceviamo anche noi, è frutto che la gente vede quello che dona e vede soprattutto nella nostra gestione un'attenzione agli ultimi. Quando si parlava di case, di immobili, Citron diceva delle garanzie bancarie. Io ho fatto il direttore di banca per 35 anni in città, ho fatto tutto il nord-est, tutte le città del nord-est, ho deciso di venire via 3 anni prima, rinunciando a 1/5 dello stipendio, avevo la possibilità di farlo per dedicarmi completamente al centro solidale. I centri Don Vecchi oggi sono 9, sono 550 mini appartamenti che diamo una risposta chiara, non sono RSA, sono un accompagnamento di gente che comunque è al minimo della pensione e che trova da noi soprattutto una dignità umana. Il fatto che quando apre una porta, se sei in un condominio non sai neanche chi ti abita vicino. Lì apri una porta e ci sono delle persone che sono come te, che condividono una vita, che allungano la vita e sono felici. Abbiamo fatto i primi 5 centri dedicati agli anziani. Il 6 e il 7 l'abbiamo dedicati ai padri e madri separati, ai giovani coppie in difficoltà e che comunque chi ha un handicap che vuole essere autonomo, e il 9 che abbiamo inaugurato a giugno di quest'anno è una forma mista con una casa studentesca, non uno studentato, e un'emergenza abitativa. Oggi si parlava anche del collega, del discorso del lavoro. Oggi se noi non facciamo un'inclusione seria con questa gente che arriva dall'estero e che tanti scappano, tanti arrivano, ma se noi non apriamo le porte in modo serio a questa gente, le nostre aziende torneranno a fare quello che era nel dopoguerra, e cioè prima di portare qua una persona devono trovare una casa, perché le persone arrivano e non hanno la casa per dormire e dunque non possono lavorare. E dunque questa tutta una serie di inclusioni, noi abbiamo comprato un monastero dove abbiamo inserito delle donne, in questo momento la maggior parte sono africane, dopo le ucraine, dove imparano italiano, imparano un lavoro. Ci sono dei ragazzi che hanno imparato a fare i muratori, gli imbianchini, oggi lavorano e sono assunti a tempo indeterminato. Gli abbiamo dato un alloggio da condividere in modo che imparano la nostra cultura, cosa vuol dire stare insieme, cosa vuol dire pagare, accendere la luce e pagarsi le loro bollette. E dunque l'inclusione è fatta di comunità. La comunità è fatta di vedere le persone che si aiutano. Da noi purtroppo entra troppa gente. Quando si parlava di aiuti, di garanzie, noi quando entra un anziano, entra una persona, chiediamo un garante, ma non un garante perché se non paga, paga il garante. No, il garante è colui che quando c'è bisogno corre la famiglia, deve correre la famiglia. Molto chiaro, aspetti perché abbiamo una telefonata, Rivola, Maria da Bovolenta. Ciao Maria. Ciao Mirella, cara. Intanto come stai Mirella? Ti domanda come stai. Pronto? Vai.
Ecco, niente Mirella, io ho telefonato perché avevo bisogno di te, ma però in privato tramite a mio marito. Va bene, ecco. Poi ti chiamo Maria. Siccome che è troppo lungo a spiegare, ora la ti chiamo io Maria, avanti. ti chiamo. Quando ho finito la trasmissione il primo pomeriggio ti chiamo, sai Maria. Ecco, è Andrea, è rivista Andrea, è questo numero, questo qua di telefono. Vai tranquilla, ce l'abbiamo il numero. E ti ringrazio al momento e volevo fare gli auguri a Rinaldo, so che è stato tanto poco bene. Brava. E volevo fargli tanti auguri a tutti voi e anche a te Mirella. Grazie. Ciao. Grazie cara Maria, come vedete abbiamo creato questa famiglia, anche se non si conoscono, si vogliono bene, si supportano. Allora quello che vorrei chiedere veramente al dottor Luigi Uggiati, dopo quello che ha sentito dottor Uggiati, ecco questa è una filiera a mio avviso, è sempre questione di filiera, però sono troppo lunghe le filiere, non ci conosciamo, non sappiamo come fare, ci sono gli aiuti ma non lo so, ecco cosa si può fare per far capire che forse dobbiamo muoverci in maniera diversa, perché la domanda è tanta, è la risposta che manca, perché non si conosce, non si sa, perché non hai il colore giusto, perché non hai le carte giuste, la burocrazia che ci sta uccidendo, è una cosa vergognosa, qui qualcuno deve smetterla di giocare con la burocrazia, che non è possibile continuare ad avere 1000 carte per fare una cosa. Ecco, prego dottor Uggiati. Grazie Mirella, ma sostanzialmente le associazioni, l'associazionismo tutto ed in particolare ovviamente la mia associazione che è un'organizzazione sindacale servono proprio a questo, ad aiutare i più bisognosi, a chi ha maggiori necessità. Ecco, l'anello debole di questa società può essere aiutato da queste associazioni e anche ovviamente dalle organizzazioni sindacali. Ovviamente le organizzazioni sindacali che cercano di aiutare i lavoratori, cercano di aiutare i bisognosi senza strumentalizzazioni di carattere politico più generali. Ecco, bisognerebbe rimanere concentrati su quelle che sono le necessità. E questo noi lo facciamo attraverso i confronti che abbiamo sia a livello nazionale a livello governativo, ma sia a livello locale poi con le varie regioni piuttosto che le altre istituzioni locali. È un lavoro duro, è un lavoro che non dà una risposta immediata. Anche gli amici presenti in trasmissione, rappresentanti delle associazioni, sanno quanto è difficile pure risolvere un solo problema, aiutare delle persone. Ma guardate, a volte anche il solo ascolto delle persone e capire qual è il loro problema e cominciare ad intraprendere un percorso è già tanto, è già una situazione che fa capire che le persone non sono sole e noi abbiamo bisogno di una società che non lasci solo nessuno. Mi scusi dottor Uggiati, io sono in provincia dal 2010 dove c'era l'ufficio del lavoro e c'era un via vai continuo tutti i giorni di persone che almeno avevano un punto di riferimento dove cercare e mi sembra anche che aveva iniziato a funzionare perché prima le province erano degli enti parassitari. Nel momento che hanno iniziato a funzionare proprio con l'ufficio del lavoro è stato cambiato tutto, nel senso che non si capisce più anche adesso dov'è l'ufficio del lavoro che è in regione, perché tutto è stato spostato, quasi tutto in regione. In regione, mi scusi dottor Uggiati, non ci si arriva, o poco, o perché conosci o perché qualcuno ti fa il passaggio. Ma addirittura io ho avuto telefonate e persone ospiti che addirittura mandavano le mail ma nessuno ha mai risposto. Allora c'è qualcosa, lei capisce, io ho avuto un senza tetto che finalmente abbiamo trovato casa e anche lavoro a questa persona, ospite, quale ha detto, c'è una cosa che voglio dire, per gli amministratori 1 minuto, 1 giorno, 1 mese, 1 anno, 10 anni è la stessa cosa. Per noi che abbiamo bisogno è completamente diverso. 1 minuto è 1 minuto, 1 ora è 1 ora, 1 giorno è 1 giorno. Non è che la politica, quella che siede su poltrone importanti, pagata da noi, poi si dimentica di noi, di quella che è la realtà del territorio. Perché io continuo a sentire che tutto va bene, la sanità va bene, siamo fortunati, il lavoro c'è, ci mancherebbe, le famiglie vengono aiutate, le scuole funzionano. Non le sembra che sia un messaggio, noi addetti ai lavori che siamo in prima linea, dove che vediamo la gente che lavora che rimane povera e chi non fa niente diventa ricca, cominciamo un po' a
affiancarci. E se salta il tappo, dottor Ulgiati, non ce ne sarà per nessuno, perché il tappo è formato anche da quelle persone che diceva il presidente Citron, di realtà gli artigiani li hanno ammazzati, ce ne sono pochissimi rimasti, adesso stanno succedendo con i commercianti, sentite i negozi chiusi che ci sono, famiglie operai che vivono con 1.000 euro, se prendono 1.500 euro al mese è come avere il terno all'otto, pensioni di 400-500 euro, aumenti di 20 euro, 10 euro, quelli che guadagnano di più prendono ancora di più. Non le sembra che ci sia qualcosa che non torna nei conti di quello che invece deve vivere la giornata con questi soldi che non gli bastano e lavora? Ma si può lavorare in Italia e rimanere poveri, dottor Ulgiati, facendo i lavori utili per la comunità, non lavori non utili, quelli che tengono in piedi il paese, che sono gli operai, dottor Ulgiati, che sono gli artigiani, le piccole imprese. Adesso abbiamo sentito il presidente Citron che dice ci siamo noi. Bisogna vedere però come, cosa, l'informazione dove arriva. Io non volevo essere sgarbata, sa dottor Citron, ma le dico quello che sento qua. È possibile che non la conoscono e che non possono chiedere di essere aiutati per arrivare ad avere 2 soldini, perché è solo questione di soldi poi alla fine, non è che abbiamo bisogno di carte, noi abbiamo bisogno di liquidità per sopravvivere e questa non arriva, è inutile che ce la gira, anche Citron spera che ne arrivi di più. Allora sentiamo Ulgiati e poi il presidente Citron. Dottor Ulgiati. Come dicevo prima, c'è un tema di povertà, anzi c'è un tema di povertà anche rispetto a chi lavora, quindi ci sono alcuni lavori che purtroppo non consentono neppure di arrivare a fine mese. È per questo che poi si attivano tutta una serie di associazioni, in particolare la Caritas, e ci sono stati e ci sono tuttora persone, padri di famiglia che fanno la fila per poter accedere anche al sostegno alimentare. Ovviamente noi come organizzazione sindacale, come UGL, chiediamo su tutti i tavoli, anche nell'ambito di questa finanziaria, abbiamo chiesto che ci possa essere una particolare attenzione anche rispetto alla povertà, una povertà diffusa. E chiediamo e abbiamo chiesto e ottenuto anche nell'ambito di questa finanziaria che ci possa essere anche un abbassamento dell'imposizione fiscale, del cuneo fiscale. Questa è una cosa importantissima, anche perché non è possibile che si possa erodere così tanto il guadagno non solo dei lavoratori, ma anche, come diceva lei prima, dei piccoli artigiani che in qualche modo lavorano e poi non stringono un guadagno adeguato per poter poi consentire alla propria azienda di andare avanti o anche alla propria famiglia di poter campare. Ecco, questo è quello che tentiamo di fare. Alcune risposte le abbiamo e le abbiamo avute, però evidentemente non è sufficiente. Quello che dicevo prima, i piani, quando si fanno dei piani così, piani industriali per le imprese, così dei piani di sviluppo per il nostro paese, occorrono degli anni. È vero che non si può aspettare, però è anche vero che dei piccoli passi sono stati fatti, delle aperture ci sono. Ecco, bisogna aiutare anche queste persone povere ad individuare quelli che sono gli strumenti, perché in alcuni casi gli strumenti ci sono sia a livello statale sia a livello regionale, quindi anche a livello di comuni, e bisogna individuarli e metterli a disposizione delle persone più bisognose. Io, dottor Ulgiati, la ringrazio di essere ottimista, ma avendo sentito i numeri che ha detto Rivola poco fa della povertà, mi sembra che i piccoli passi non sono stati fatti, perché la povertà è aumentata in modo esponenziale, una cosa incredibile. Quante famiglie ha detto? Da 100 a 900? 900 famiglie, ecco, ma perciò la mi sembra gente... che questi piccoli passi, se anche sono stati fatti, non abbiano avuto il risultato che noi speravamo, perché noi non dovremmo esistere, dottor Ulgiati, dovrebbe essere il governo che gestisce la povertà, non l'associazionismo, il volontariato. Non può continuare così. Sentiamo Citron, perché ormai devo fare anche la pubblicità. Citron, prego, Presidente. Sì, eccomi di nuovo. Lei parlava di comunicazione prima, che mancata comunicazione. Non l'ho detto prima, ma noi siamo un organismo nato dalla costola di Confartigianato, perciò siamo imprenditori, piccoli artigiani e dirigenti di questi confidi. Diciamo che tutte le nostre relazioni, basta rivolgersi
agli uffici mandamentali, ce ne sono dappertutto, in provincia di Treviso non solo, a Confartigianato. Il presidente Armando Sartori e il direttore Ceriana si adoperano costantemente a fare serate, divulgare, e non c'è occasione, non c'è convegno in cui non si parli di credito. Ognuno, qualsiasi artigiano, si può rivolgere presso gli uffici periferici di Confartigianato e verrà indirizzato al nostro commerciale o all'addetto in base ai fabbisogni che ha, perché anche noi, come è stato sottolineato più volte, stiamo attraversando purtroppo un periodo di denatalità delle imprese, perché anche il piccolo artigiano sta scomparendo, c'è un problema di ricambio generazionale, l'associazione è costantemente e sempre impegnata su questo e per favorire questi processi, però, come detto, sottolineato da tutti, i giovani oggi fanno fatica a integrarsi nel mondo del lavoro e quant'altro. Prima si parlava di gente che magari ha perso il lavoro a 45-50 anni. È chiaro che però io, nella mia piccola impresa, come qualsiasi altro, prima di inserire come posso dire, fare un percorso formativo di una persona di 50 anni, insomma, privilegio il ragazzo di 25-30 anni appena uscito da scuola e quant'altro. Bisognerebbe, a mio avviso, insomma, fare qualcosa di più per quel che riguarda le piccole e piccolissime imprese. Parlo per imprese con meno dei 10 dipendenti, di 5 dipendenti, perché bisognerebbe sgravare anche tutta la parte contributiva per quel che riguarda le ore straordinarie, il sabato e quant'altro, perché tutti quando fanno un'ora di straordinario mi dicono che non gli conviene neanche farla, perché alla fine non guadagnano nulla, perché sono tutti soldi dati ai contributi. E allora, anche sull'aspetto burocrazia che lei ha sottolineato, è un dramma di tutte le imprese. Se nel comparto industriale la burocrazia incide per il 2,5% circa, nelle piccole e piccolissime imprese questo dato si raddoppia, e l'artigiano è nato per fare l'artigiano, non per perdere tempo per burocrazie varie, e insomma è chiaro che oggi dobbiamo stare attenti in particolare a tutti gli adempimenti, in particolare sicurezza e quant'altro. Però, ragazzi miei, bisogna tentare un attimino di alleggerire questo peso, perché grazie, Citron, devo chiudere perché devo andare in pubblicità. So che c'è Adriano da Campalto. Adriano, rimani in linea, ti prego, ma devo andare assolutamente in pubblicità. Sentiamo ancora se c'è Adriano da Campalto. Sì, eccolo qua il nostro Adriano. Vai, Adriano. Aspetto, perché prima voglio vederti in televisione, perché non ti vedo, c'è sveglia, ecco. Adesso ti vedo. Intanto buongiorno. Buongiorno. Intanto buongiorno alla Mirella e ai suoi ospiti. Allora, Mirella, volevo dirti una cosa, no? Che in sostanza sono d'accordo con te di tutto quello che dici. Però c'è una legge, Mirella, e penso che tu la sappia, che è stata fatta apposita per il discorso della burocrazia, no? Che se entro 60 giorni tu non dai una risposta, puoi partire benissimo con una denuncia, ok? E questa è legge che è stata fatta ancora 10 anni fa, proprio per togliere appositamente la burocrazia. Secondo discorso, no? Ascoltavo il signore artigiano, no? Che diceva che non si trova più persone qualificate, gente che sappia lavorare, ma questa la colpa bisogna che se la diano loro, perché alla fine io che ho lavorato a Murano 16 anni e dicevo tante volte, e cerchiamo, se abbiamo il maestro e il servente, cerchiamo di mettere il maestro e il servente, il serventino, che possa ricrescere e fare appositamente il lavoro un domani da maestro. Quando il maestro andrà in pensione c'è il servente che diventerà maestro, il serventino che resta servente e il serventino che crescerà per diventare maestro. Questo, come in tutte le cose qua in Italia, non le hanno fatte in qualsiasi categoria. Adesso hanno il coraggio
di lamentarsi perché non c'è più gente qualificata, ma non hanno voluto loro spendere soldi, perché i soldi a noi sinceramente operai non c'è mai stato dato niente di più, va bene? E dopo un'altra cosa ti chiedo, Mirella, ti abbraccio in un gesto che sinceramente fa una televisione anche alla sera di sì, come no, rimango qua 24 ore su 24 così ho risolto il problema. Ciao Adriano, fammi andare avanti perché non ce la faccio, sennò tanti ospiti questa mattina e sono parole importanti quelle che sentiamo. Grazie Adriano. Rivola, come commentiamo quello che aveva sentito? Prego. Ci sarebbe da aprire un libro sulle risposte, però quando si parla di povertà oggi bisognerebbe cambiarla in situazioni di bisogno. Ci sono delle povertà o dei bisogni che sono anche temporanei e ci sono dei bisogni che invece sono a tempo indeterminato. Poi ci vuole anche la volontà delle persone per rialzarsi e non trovare la comodità che c'è sempre qualcuno che li aiuta. Pertanto ci vuole anche una capacità, quando si diceva di ascoltare, ne ascoltiamo tanti. E la maggior parte il bisogno per dare da mangiare, per dare da vestire, per dare dall'arredo non è un problema. Il bisogno grosso oggi che abbiamo, che ci chiedono, sono due: lavoro e casa. Perché se uno non ha casa, dove va a finire? Va a finire per strada. E tante sono le situazioni. Poi quando si parlava di bisogno, noi soprattutto nella parte, io dico sempre che negli alimentari tu devi mangiare tutti i giorni. Il vestito ti può durare anche 1 anno, 2 anni, l'arredo ti può durare anche 10-15 anni. Bisogna mangiare tutti i giorni. E la gente quando viene, anche l'operaio, l'impiegato che prende 1.200-1.500 euro, che deve pagarsi magari un mutuo o una rata, magari ha un figlio se non 2, non arriva a fine mese. E da noi riesce ad arrivare, ma soprattutto ci ringrazia. Ci siamo inventati anche dei buoni. Prima c'era Don Armando, erano buoni a 5 euro. Da quando è mancato lui al 9 di agosto del 2023 li abbiamo trasformati in buoni di Don Armando, proprio per dare un senso alla parola buono. Però è un aiuto momentaneo. Allora so che c'è Giusy aspetta perché devo mandare il servizio, se no non ce la faccio. Andiamo a vedere perché sabato c'è stata l'importante colletta alimentare, non dimentichiamoci, andiamo a vedere, sentire, poi andiamo da Giusy. Bene, grazie, buona giornata. Grazie a lei, arrivederci. Successo raggiunto anche quest'anno per la giornata nazionale della colletta alimentare, giunta alla sua 29esima edizione promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS, insieme all'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, che ha messo a disposizione numerosi volontari e mezzi. L'iniziativa, che richiama la giornata mondiale dei poveri 2025, indetta da Papa Leone XIV, coinvolge numerosi supermercati della marca. Ci chiedono comunque e noi diamo indicazioni: zucchero, pasta, quello che diciamo poi troviamo. Meno pasta abbiamo detto, perché infatti anche dal peso che sentiamo danno cose sostanziose: riso, olio, quello che viene è tutto bene. Noi le dividiamo automaticamente tutto insieme, comunque quello che viene è tutto ben regalato. Volontari del Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione, insieme agli alpini, invitano i cittadini ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, legumi e verdure in scatola, tonno, sughi pronti, riso e alimenti per l'infanzia. E tutti i pacchi vanno a finire a Milano, alla fondazione del Banco Alimentare. Poi li distribuiscono nelle varie regioni. Ogni regione ha una struttura, la danno là, poi distribuiscono a tutte le OTP che ci sono sul territorio. Tante famiglie sono un po' in difficoltà, quindi tenendo conto del momento diremmo la raccolta è buona. Tutto ciò che verrà donato sarà distribuito alle oltre 7.600 realtà assistenziali convenzionate, mense per i più bisognosi, case famiglia, comunità per minori, centri d'ascolto e unità di strada. Un gesto semplice capace di trasformarsi in aiuto concreto per migliaia di persone. Allora, prima di dare la parola a Giusy, permettetemi di ringraziare tutte le persone che anche questa settimana hanno donato sia per farmacie per i bambini, che terminerà giovedì prossimo, sia la colletta alimentare. Abbiamo aumentato i numeri, poi Rivola lo dirà, perciò vi ringrazio veramente di cuore per questo importante aiuto che avete dato, perché ne abbiamo veramente bisogno. Vai Giusy! Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, prima tu hai detto che un signore ti ha chiamato, sì,
per dirti che non hai i soldi per pagare il ticket. Ma se questo signore non rimane dentro ai 36.151,98 non deve pagare il ticket. Fanno accumulo se anche la moglie ha lavorato e prende la pensione e non deve pagare il ticket. Giussi, non è una persona che viene al banco alimentare, che rientra è un signore che ho incontrato per strada che purtroppo non ce la fa. Io il problema non lo so. So che lui ha detto che non riesce a pagare il ticket perché non aveva i soldi per pagarlo. Dopo come, cosa, non lo so. Io so che ha detto: Mirella, io non ce la faccio a pagare. Non è uno del banco solidale, come hai detto tu, che possono rientrare in questo circuito, ma tu capisci che ci sono anche altre persone che veramente non riescono ad arrivare alla fine del mese, ma anche della seconda settimana. Arrivano i problemi di salute quando pensiamo che una visita privata devi pagare minimo sono 150-200 euro, capisci bene che c'è qualcosa che non torna. Allora, Bughetto, come commentiamo? Beh, io venendo da appunto una realtà anche, diciamo, tra virgolette, sono nato nel 64, non erano tutte rose e fiori, e logicamente anche là dovevi barcamenarti col discorso di soldi, no? E quando io facevo l'operaio prendevi più di adesso. Nel 90 io ho fatto 10 anni da operaio e prendevo più di adesso considerando l'euro. Quindi si può capire tranquillamente la problematica che tutte le famiglie hanno. Soprattutto, prima parlavano del discorso di natalità. Come fai a fare un figlio se non puoi permetterti di mantenerlo? Non lo puoi più fare, non puoi neanche più avere una macchina adesso, perché anche quello è un costo. Cioè siamo arrivati che da quando siamo entrati nell'euro, bisogna dirlo questo, ci siamo impoveriti. Abbiamo perso il 50% del valore del denaro. Sì, beh, succede solo in Italia, Bughetto, sì, perché in altre realtà che hanno l'euro non è perché hanno calmierato bene. Stranamente l'Italia. Non è stato l'euro, è stata una volontà politica che ricordiamocelo anche a chi però l'ha la fatto, politica, no? I loro stipendi se li sono aumentati, la reversibilità ce l'hanno tutta, le pensioni ne hanno 2-3. I politici dovrebbero venire a lavorare nei banchi alimentari e nelle associazioni per capire com'è preso il popolo, e si prenderebbero anche qualche magari patagna sul muso. Allora io volevo chiedere anche al Presidente Citron cosa vuol dire è una costola uscita dalla Confartigianato, e sono molto curiosa di questa cosa che ha detto Citron. Cosa vuol dire una costola della Confartigianato? Perché qua di costole ne abbiamo tantissime anche sul mondo del volontariato, ognuno ha la propria costola. Prego Citron, Presidente, ci spieghi cosa è successo? Sì, no, allora costola, ho usato questo termine, ma i nostri confidi, i nostri consorzi fidi sono nati dalle associazioni di categoria di Confartigianato, di conseguenza è il nostro riferimento da cui siamo effettivamente nati. Ma volevo anche sottolineare, perciò dicevo prima che basta rivolgersi a qualsiasi ufficio periferico o alle sedi mandamentali di Confartigianato per trovare delle risposte per quel che riguarda credito e non solo, tutto quello che sono le esigenze per quel che riguarda la piccola e piccolissima impresa. Voglio solo sottolineare che noi che siamo in questi confidi non siamo banca, non siamo strutture che dobbiamo pagare mega direttori generali o ritornare il valore creato agli azionisti, dobbiamo fare dividendi. Noi abbiamo solo un piccolo rimborso spese e la nostra missione è tutelare il patrimonio per poter garantire oggi e anche in futuro l'accesso al credito alle piccole e piccolissime imprese, perché se noi non abbiamo il patrimonio non possiamo neanche garantire la piccola impresa, perché oggi siccome parla con una che ha fatto dei percorsi. Allora io sono andata con un artigiano alla Confartigianato anni fa, quando eri un cattivo buon pagatore, su questo pozzo di San Patrizio, dove sembrava che tu ti rivolgevi e uscissero i soldi per aiutare questo artigiano. Guardi Presidente, lasciamo perdere. Però volevo finire, se posso, mi scusi. Cassa deposito e prestiti, gestita dalla banca, e se la banca non sei un buon pagatore, la Cassa deposito e prestiti, ciao. Ma quello che poi alla fine ho capito
è che non c'era la volontà di aiutare chi aveva veramente bisogno, e siamo sempre là, Presidente, perché Ma poi guardi, gli aiuti posso gli aiuti agganciarmi? dove vogliono arrivano. Ne abbiamo una dimostrazione anche in Parlamento, molto importante. Allora, Presidente, capisce che questi artigiani ormai sono con la camera a gas. Mettiamo che Bughetto sia un artigiano, oggi viene da lei, chiede, cosa chiediamo Bughetto? Dai. 20.000 euro. 20.000 euro. In quanto tempo i 20.000 euro riescono a diventare moneta sonante per andare avanti? Ma diciamo che in 15-20 giorni riusciamo a darglieli. Bughetto? Miseria, se fosse vero sarebbe un... No, certo che è vero. Lei basta che vada in un ufficio di Confartigianato, chieda un riferimento per quel che riguarda il consorzio Fidi, verrà naturalmente informato delle modalità e oggi possiamo fare una pratica e nell'arco dei 10-15 giorni, 15 giorni direi è il tempo utile per avere 20, Aspetta, 30, 40, Presidente, 50 perché c'è uno che se ne intende qua del credito, Caserivola, però prima sentiamo Dino da Cittadella. Dino, prego. Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, sì, buongiorno, intanto complimenti per il programma perché siete bravissimi, anche lei, e complimenti perché veramente state parlando di cose importanti. Grazie. Ecco, volevo dire una cosa per quanto riguarda il banco alimentare, volevo chiedere a lei perché non si può fare ogni settimana questo banco alimentare? È un problema proprio per il discorso delle persone che magari anche devono gestire anche sta cosa. Perché si potrebbe fare anche tutti i santi giorni, addirittura si potrebbe secondo me mettere una cassetta e ognuno mette i soldi che vuole per questi poveri, per queste persone che hanno bisogno, basterebbe pochissimo, ognuno dovrebbe mettere magari anche 10 centesimi, non importa, ogni giorno che uno va al supermercato ha questa cassetta per i poveri e ci mette sti soldini, caspita, io penso che questi soldi gestiti per voi che lavorate, che date una mano per tutte le persone che sono tutte anziane e tutti i volontari, quindi sono bravissimi, che danno una mano a queste persone, se ci vorrebbe talmente poco, perché io sto bene per fortuna perché ho mia moglie artigiana, però ho la mia pensione, mio figlio lavora, quindi non posso lamentarmi. Però giustamente c'è gente da sola, come anche mia mamma, che per fortuna a me, ma se no con 900 euro come fa a vivere una persona che ha l'affitto e tutto quanto? Grazie Dino, ma ti dico di più Dino, pensa che noi avevamo le cose in scadenza dei supermercati, prodotti in scadenza, che potevamo andarli a prendere tranquillamente e loro ce li davano. Adesso hanno fatto una deroga che i supermercati possono vedere il prodotto in scadenza fino all'ultimo momento, perciò mi hanno chiamato, mi hanno mandato una mail dicendo che devo andare più a ritirare le cose in attesa di nuovi sviluppi, intanto la roba non ce la danno più. E tu capisci, e poi pensa alle tonnellate di cibo che vanno buttate tutti i giorni, perché c'è un business, hai capito? Siccome io parlo chiaro, Dino, non è che ho problemi di dire le cose come stanno, perché c'è un business enorme anche nello spreco, nel buttare, tu pensa a tonnellate di carne, di formaggio, di tutto che va buttato tutte le mattine, tutti i giorni. Di questo non ne parla nessuno, pochissimo. Ci fanno mai vedere che il cibo viene buttato? Dove va a finire? Cioè, lo vedi mai tu? Lo vedi mai? Per fortuna poi ci sono queste collette alimentari e naturalmente fatte dalle persone di buon cuore, perché vedete, soprattutto dagli anziani anche, che hanno provato cos'è la povertà, la miseria loro, che ti danno il pacchetto, pensate, poi quella ingioiellata magari ti dice l'ho già fatto, perché ci sono anche quelle, sapete. Guardate che quello che si vede durante la colletta fa venire i brividi, persone che potrebbero donare si girano da un'altra parte, però c'è il mondo poi, il mondo del nostro popolo, che è fantastico. Abbiamo Rivola, quanto abbiamo cresciuto quest'anno come raccolta? Mi dicevano ieri che a livello nazionale hanno fatto un +5, ma a livello regionale abbiamo fatto un +12. Avete capito? +12 a livello regionale, perciò ringraziamo Rivola. Sì, ringraziamo, ma soprattutto ringraziamo tutti questi volontari che alla fine anche noi ieri con la nostra struttura abbiamo messo a disposizione 2 mezzi con 4 volontari che hanno fatto il giro tutto il giorno, sabato, non ieri, tutto il giorno, e mi dicevano anche loro che sono arrivati alla casa la sera alle 9:30 dopo che hanno chiuso i volontari, ma veramente molta più roba rispetto a prima. Allora, per rispondere a Citron cosa dice? Parlare di soldi? No, ma è anche vero che magari uno in 20 giorni ti dà i soldi, ma poi alla fine vogliono le carte, vogliono il merito creditizio, ma vogliono tutta una serie di situazioni che
Poi a volte si inceppa la pratica, ma qua non voglio entrare nelle logiche interne di ogni confidi, di ogni banca o di ogni situazione. Sta di fatto che è cambiato il mondo, è cambiato il modo di far credito, sono cambiate tante cose. L'aiuto purtroppo per questa gente, per chi ha bisogno, bisognerebbe partire alla fonte e a volte dire, visto che ci sono tanti fondi a fondo perduto, riuscire a capire se a volte anche alla base possono arrivare questi fondi, che basta poco. Allora, dottor Ulgiati, come ci saluta? Ormai il tempo è passato, con quale messaggio ci lascia? Prego, dottor Ulgiati. Microfono, dottor Ulgiati, microfono. Scusate, io vi lascio con un messaggio di speranza, anche perché io effettivamente voglio essere... sì, assolutamente sì, bisogna esserlo, perché altrimenti significherebbe non avere valore. Anche le nostre associazioni, rispettive associazioni, significherebbe non dar valore all'azione che svolgiamo quotidianamente. Pertanto continua la battaglia sicuramente per la difesa dei più deboli, per i lavoratori, quella che facciamo noi quotidianamente su tutti i tavoli nazionali e regionali, però sicuramente dobbiamo avere anche la capacità di poter cambiare e migliorare il nostro paese. Quindi quello che facciamo e che svolgiamo tutti i giorni ha sicuramente un valore sociale importante. E quindi voglio dirvi, l'azione che si deve compiere è sicuramente un'azione di sostegno. Dottor Ulgiati, è d'accordo sullo sciopero che ci sarà prossimamente? Scusi? È d'accordo sullo sciopero che ci sarà prossimamente? Ma noi non abbiamo lei forse si riferisce allo sciopero del 12 dicembre della CGIL. Ho lasciato che lo dica lei. Sì, quello. Noi non abbiamo proclamato questo sciopero, abbiamo visto che nell'ambito della finanziaria ci sono dei punti di positività e di incontro e pertanto non abbiamo ritenuto di proclamare lo sciopero. Però ciò non significa che la nostra organizzazione sindacale non sciopera, scioperiamo per cose che riteniamo giuste. Un'altra costola abbiamo sentito. Grazie dottor Ulgiati, devo chiudere qui a furia di costole, non sappiamo dove andremo a parare. Chi vive sperando morirà cantando, dicevano una volta. Forse ci conviene. Allora sentiamo come ci saluta il Presidente Citron. Presidente. Sì, allora no, vorrei chiudere solo con, naturalmente un mio personale grazie e complimentarmi con quanto fa il Presidente Rivola, perché insomma ritengo che sia un lavoro impegnativo e naturalmente è una cosa grande quella che sta facendo. Prima ha parlato di casa e di lavoro. Se associamo queste due cose alle piccole imprese e agli artigiani, allora se parliamo di lavoro, nelle imprese artigiane il posto di lavoro si trova sicuramente, perché naturalmente c'è fame di lavoranti, di gente che voglia effettivamente lavorare e impegnarsi. Per quanto riguarda la casa è un ben necessario, perché sennò anche i lavoratori che arrivano dall'estero, c'è questa gente che arriva, il bisogno è della casa. Però qua bisognerebbe aprire un ragionamento e creare non è da aprire ragionamenti, Presidente, c'è da fare casi o da aprire quel che è Presidente. Però io ci aggiungo una cosa, bisogna anche mettere insieme Presidente, la ringrazio, devo chiudere perché ho forato tantissimo. Rivola, come ci saluta? Bisogna agire adesso, devono parlare i fatti. Le parole sono tante e poi ci si deve sporcare le mani, e anche per questi tipi di lavoro bisogna sporcarsi le mani, e oggi tanti nostri giovani non vogliono sporcarsi le mani. Però ne abbiamo altri che vorrebbero sporcarsele. E ce ne sono altri, e noi, ritornando a una cosa che diceva lei prima, noi cerchiamo di evitare molto lo spreco, pertanto andiamo in giro tutte le mattine con 7 furgoni nei nostri supermercati amici, non quelli che ci hanno bloccato l'aiuto purtroppo, però pazienza, ci saranno altre tireremo avanti. Bughetto, quale messaggio ci lasci? Io vi lascio un messaggio, dato che sto facendo la mostra sulla Serenissima, che la Serenissima, quindi la Repubblica che avevamo, teneva molto al discorso dei poveri e perciò dava molto alle persone che avevano bisogno per cercare di aiutarli. Quindi pensiamo cos'era la E allora io vi lascio con questo messaggio di pace, poi ci vedremo dopo, ma lo vedo anche se sono andata lunga perché merita, andiamo a vedere Merci.
Una bici bianca per ricordare Giulia, Mauro, Diego, Dino e con loro tutte le altre persone che hanno perso la vita sulla strada. Nella giornata mondiale per ricordare le vittime della strada, la FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta di Treviso, ha organizzato una sorta di pellegrinaggio in sella alle due ruote sui luoghi delle tragedie dell'ultimo periodo. Da Treviso a Villorba per porre queste ghost bike a memoria di chi non c'è più e come simbolo di una strage che deve essere fermata. Depositiamo queste ghost bike nei luoghi in cui negli ultimi 14 mesi ci sono stati incidenti mortali dove persone in bicicletta sono state investite da automezzi a motore. FIAB da molti anni si sta occupando di sicurezza stradale, ciò che è chiaro è che noi siamo invisibili, o meglio siamo poco visibili, siamo veicoli piccoli e lenti rispetto alle macchine che sono sempre più alte, più larghe, più lunghe, più prestanti, siamo poco visibili, quindi è importante creare consapevolezza rispetto alla visibilità del ciclista. Da FIAB la richiesta di maggiore attenzione in termini di risorse e di interventi a favore dell'utenza debole della strada. Quei soldi però aiuterebbero a dare risposte al dramma della violenza stradale e cito solo alcuni numeri di una ricerca sulle città europee in cui il limite 30 all'ora, che a noi piace molto, è stato realizzato. Meno 23% di scontri stradali, meno 38% di infortuni, meno 37% di decessi, meno 18% di emissioni inquinanti. Davvero un bel passo verso città più a misura di persona. Dopo la fiaccolata a Castelfranco per ricordare le vittime della strada, i dati della provincia di Treviso diffusi alla vigilia della giornata mondiale vedono un calo dei morti in incidenti da 48 a 34 e dei feriti, ma un aumento del numero di persone che hanno perso la vita dopo essere state investite. Distrazione e velocità elevata le principali cause di incidenti e proprio sulla velocità FIAB chiede interventi a salvaguardia di ciclisti e pedoni. Soprattutto la velocità non può essere moderata semplicemente mettendo un cartello, va moderata con degli accorgimenti fisici e quindi con i cuscinetti berlinesi, i dossi, i restringimenti di carreggiata. In ultima analisi è necessario che le persone che usano la città, che usano le strade, si riprendano lo spazio che è utilizzato in misura esagerata dalle auto. E saluto e ringrazio Walter Garbillo, Presidente Associazione Anglat, Legislazioni, Guida, Trasporti Diversamente Agili, perché sapete che la Mirella l'altra parola non la sopporta, assieme a Sara Simeonato, referente Veneto Plastic Free e non solo, sentiremo anche cosa ci racconterà Sara. Allora, Presidente Garbillo, quello che vorrei capire e parlarne con lei è che mi sembra che qualcuno stia spostando il cerino dalla parte che non dovrebbe spostarlo, che veramente sta cercando di dire che i diversamente giovani molte volte, anche di più qualcuno dice, sono la causa di incidenti e perciò bisogna andare da questi diversamente giovani, vedere se hanno i riflessi pronti, se guidano bene. Io vorrei ricordare che alle 2-3 di mattina non troviamo i diversamente giovani morti sulle strade, forse li troviamo piatti sulla bicicletta perché vengono investiti e soprattutto perché si vuole andare a parare dove non bisognerebbe andare a parare, magari di fare più guide ai 18enni prima di dare la patente, di non avere la possibilità di avere a noleggio delle macchine potentissime se non sei in grado di guidare, perché non è detto che chi ha la patente anche sappia guidare, questa è la realtà, e soprattutto i numeri che avete voi. Cosa ci dice, Presidente Garbillo? Cosa posso dire? È una realtà, si vede. D'altronde io che sono in Commissione Medica Patenti ai disabili, trovo che certe volte le certificazioni e le richieste sono un po' troppo come si può dire? Restrittive nei riguardi di certe persone, visto considerato che magari per strada non sono così esuberanti come possono essere. Sono anch'io esuberante, ero anch'io, lo sono un po' anche adesso, dico la verità, non sono senza peccato, però non vedo questa massacrare, diciamo, il settantenne, l'ottantenne o anche qualcuno più giovane con delle malattie o patologie particolari, non sto lì a sottolineare le patologie perché sono tante, è un protocollo.
È un protocollo non so di quanti anni che è stato emesso e si segue la linea guida di questo protocollo. Io sono lì che do una mano e vado anche controcorrente per tanti motivi. Chi mi conosce lo sa. Vengono da me in tantissimi, sono felice di questo, perché sono disabile anch'io. Se portiamo gli uccelli, siamo anche noi altri disabili. No, ma io sono disabile fisico proprio, poi ho fatto un percorso di ospedale. Ma cosa vuol dire nel 2025 essere diversamente agile il Presidente? Perché vorrei anche capirlo. Agile o disabile? No, agile. Il disabile si muove in maniera diversa, io lo chiamo così perché si muove in maniera diversa. Diversamente agile. Cosa vuol dire? Beh, non ho mica capito dove vogliono andare a parare con questi protocolli che bisogna vedere, come dice lei, cioè vogliono vietare al settantenne magari di prendersi il pane, di andare in farmacia che è la sua vita, di passare quell'oretta, di sentirsi ancora autonomo e vivo. No, perché qualcuno mi deve rispondere su questo. E dopo diamo a noleggio queste macchine fuori strada, queste Ferrari, questi macchinoni, a questo diciottenne che vuole provare l'ebbrezza alla guida. Sara, tu sei giovane, cosa vuoi dire? Tu guidi intanto, aspetta Presidente, voglio sentire anche Sara. Sara, cosa dici? Tu come guidi intanto? Allora, acceleri. Se posso dire una cosa, io vedo in generale tutti quelli della mia età sono sempre di corsa, ovviamente, perché hanno famiglia eccetera, ma questo non significa... Cioè, bisogna sempre mettere un po' di cervello sulle cose che si fanno, indipendentemente sempre dalla guida a tutto il resto, quindi secondo me più che altro quello è il problema, no? Che quando ti metti in strada devi avere anche l'accortezza che non ci sei solo tu. Bravo. Ci sono anche altre persone che magari non sono in macchina, sono a piedi. Pensa che io mi sono preparata anni fa per il Cammino di Santiago, quindi ho fatto tanta strada a piedi prima di andare a fare il cammino. E siccome io abito in una strada che non c'è marciapiede, quando io dovevo fare questo pezzo di strada mi succedeva che le macchine mi suonavano, a un certo punto uno si è fermato a fianco e mi ha insultata perché io ero a piedi che stavo andando a casa. Quindi secondo me più che altro... Tu cosa gli hai detto, Sara? Io sono rimasta... Pensa se trovava Mirella, cosa che succedeva. Vladimiro da Rovigo, vai Vladimiro. Grazie Mirella, ciao, buongiorno. Io ho 73 anni ed è già da un po' di anni che mi sono posto da me stesso il problema di iniziare a limitarmi su certe cose, perché mi rendo conto che non posso più fare le cose proprio in generale come che facevo 40, 50 o 60 anni. Quindi prima che sia la realtà che mi frena, sono lì che mi freno, quindi è una scelta mia. Bisogna dire la verità, quando che mi leggo alcuni incidenti che sta a causare persone anziane, purtroppo andando a leggere più in profondità si vede chiaramente, mi dispiace dirlo, ma chiaramente che questi incidenti che crea anche la morte di altre persone è causata proprio ormai dai riflessi che non così più dalla poca attenzione e via parlando. Io non voglio dire che questa sia una cosa generica, dico che gli incidenti che si legge che capita è causata in maniera chiara da questo. Chiedo, ma non è possibile creare una regola, perché se una persona passa a 80 anni con SUV o passa con un'automobile più leggera e più lenta, sempre a 80 anni, mi credo che nel secondo caso non fa danni, cioè piuttosto che limitare la circolazione delle persone anziane, che anche perché se non posso andare in giro mi sento morto, per dire parole, ma che non sia un'idea piuttosto che limitare i mezzi di comunicazione, che è il discorso di 30 all'ora, per esempio, che è giustissimo. Se un anziano a 80 anni, 70 anni va a 30, 40, 50 all'ora, sicuramente ha più tempo anche per reagire e via parlando. Chiedo, potrebbe essere questa qua una soluzione mediana per consentire alle persone anziane o di vario genere di poter continuare a girare essendo più sicuri anche loro stessi? Molto chiaro, Vladimiro, sentiamo il Presidente Garbrillo come commenta, prego. Su certe cose posso dire ok, d'accordo,
Però su altre della limite di 30 all'ora dove lo mettiamo? A 30 all'ora in strada? Io sono anche contrario alle motocarrozzine elettriche che non hanno obbligo di niente, che sono in mezzo alla strada. Io le ho viste e quelle vanno via a 30 all'ora, ma bloccano, fanno un putiferio di traffico, di colonna. Non possono essere messi per strada. Gli abbiamo bloccato la patente a questo 80enne o 70enne, quello che può essere. Lui si va a prendere la motocarrozzina elettrica e va in giro per strada. È assicurato? Ma no. Scusate un attimo, io sono d'accordo, per carità, lo dicevo prima anche a Sara. Che cioè tu togli la patente a uno, lo fai morire prima. Concordo su questo, sì, è vero, perché l'ho fatto anche con mio papà. Però, ragazzi, siamo in strada, è un proiettile la macchina, quindi bisogna adoperare il cervello. Sono il primo a dirlo e sono il primo a metterlo. Io corro, non sono fermo, corro tantissimo, perché io faccio di media 25.000 km all'anno. Però, purtroppo bisogna cambiare la mentalità, bisogna cambiare un attimo, forse adeguare il protocollo sull'anziano, questo sì. Bisognerebbe adeguarlo un attimo sull'anziano, che poi, io sono anziano, non lo so, perché ho 71 anni, quasi 72, cioè voglio dire, bisogna provare a mettersi noi operatori, principali però, non io, i principali operatori, a dire, ma scusate un attimo, questo ha così, ha 80 anni, va bene, gli limitiamo la patente, perfetto, limitiamola, perché ci sono i codici, lo parlano, limite dei 10 km di raggio, 10 km di raggio non sono, perché tanti pensano che sia di strada, no, di raggio si può fare, benissimo. Limite 30 all'ora, no, in strada non si può andare a 30 all'ora, su certe strade, con le strade che abbiamo noi, col traffico che abbiamo noi. 50, ok, già va meglio, però questo poi va anche in tangenziale. La tangenziale, il limite qual è? 90 e su certi punti 50. Me lo trovo davanti, io sono a 90 all'ora. Poi il signore ha detto prima dell'anziano perché ha fatto un incidente e quant'altro. Sono stati dei casi, perché mi sembra che in tutto questo periodo sono stati 2 o 3 anziani che hanno fatto un'inversione sbagliata in autostrada. Ecco, ogni tanto a qualcuno, ma anche al 50% della gente, bisognerebbe fare una revisione del codice della strada. Per me, sono un po' cattivo. Abbiamo Paola da Padova, vai Paola. Ciao Mirelle, buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Buongiorno a lei signora. Buongiorno. Allora, grazie. Sentivo la tua ospite che diceva che è un fatto di cuore e di cervello. Bisogna prima averlo, il cuore e il cervello, secondo che sia collegato, perché purtroppo non è così scontato, anzi, ma da parte di tutti i giovani, anziani, pedoni che si buttano sulle strisce all'improvviso, guardando il telefonino e con le cuffiette in testa, sicché non sente il clacson, non vede niente, biciclette che di sera, vestiti nero, bicicletta nera senza neanche un fanale su strade scure e potrei andare avanti fin sera. Non concordo, che saluto il signor Vladimiro quando dice che gli anziani, no, la prima causa di morte dei giovani sono gli incidenti stradali. Questo fa capire che non è certo il pericolo maggiore dato dall'anziano. Che sia giusto magari nella rinnovo patente che venga fatta una visita, soprattutto per i riflessi, un po' più attenta, un po' più accurata alle persone, faria a tutti, perché guardando come guidano i giovani su monopattino, dappertutto, non so dove abbiano i riflessi, sicuramente nel telefonino, là di sicuro, quindi credo che visto, e dopo anche il codice, cioè le strade, sempre più cemento, sempre più strade, sempre più rotonde, sempre più, cioè è veramente diventato, d'altronde se ti immucci cemento, macchine su quello che già era spazio originale, è chiaro che ne viene fuori il caos. Se mi permetti vorrei fare un ringraziamento accorato
ai carabinieri, vigili urbani, polizia stradale sia di Abano che di Padova, che hanno avuto una grande sensibilità nel recuperare 2 cani vaganti in autostrada, scappati, che oltretutto potevano essere causa non solo delle loro morte ma anche di fare incidenti. Grazie infinite, questo è un gran segno di civiltà. Grazie cara Paola, grazie. Allora, un mondo di cemento, ma c'è anche un mondo di plastica. Andiamo a vedere il video e poi ne parliamo con Sara Simeonato. Vediamo se parte il video. Allora, Sara Simeonato, come commentiamo tanto cemento, specialmente qua nella nostra regione, manca tante scoasse e soprattutto tanta plastica. Ormai veramente dobbiamo dire che ognuno di noi dovrebbe cercare di capire e di fare un passo indietro. Sembra che adesso anche ci sia questa volontà di cambiare anche questa plastica per riusare altri prodotti, ecco, che vengono anche dai scoasse magari, perché bisogna dirlo, però anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Che messaggio vuoi dire questa mattina e vuoi dare, Sara? Allora, il messaggio che io do a tutti, perché io vado anche nelle scuole, ho fatto più di 3.000 studenti nel giro di pochi anni, quindi iniziamo proprio dai bambini piccoli e poi andiamo da qualsiasi persona, proprio dall'asilo come associazione in genere, dall'asilo fino all'università e poi anche agli adulti. Il messaggio che noi mandiamo è questo, è che sostanzialmente noi non siamo un'associazione che dice che la plastica è tutto schifo. La plastica è un'invenzione ed è un'invenzione che ha aiutato tantissimo nella vita di tutti i giorni l'uomo. Se pensiamo al fatto che ci salva anche la vita la plastica delle volte, perché se io faccio un incidente e ho bisogno della trasfusione di sangue, il sangue dove è messo? Quindi sostanzialmente cosa significa? Significa che noi non siamo a demonizzare la plastica, noi siamo a dire che attualmente l'uomo usa la plastica per qualsiasi cosa, compra l'insalata in sacchetto per avere l'insalata già lavata e compra un rifiuto che non gli serve. Quindi noi siamo contro quella plastica monouso che poi troviamo in giro, perché è quella che noi troviamo quando facciamo le raccolte. Troviamo un sacco di plastica monouso, dai palloncini alle confezioni dei pacchetti di sigarette che hanno plastica, ai mozziconi. Ricordo a tutti che un mozzicone all'interno ha plastica che in ambiente ci resta più di 15 anni e che rilascia 4.000 sostanze tossiche. Un mozzicone inquina più di 10 litri d'acqua, di 100 litri d'acqua, perdonami. Quindi stiamo parlando che un mozzicone, cioè c'è una ricerca che dice che vengono abbandonati 4,5 trilioni di mozziconi all'anno in tutto il mondo. Sono dati allarmanti, perché di quell'acqua lì noi ci viviamo di quell'acqua e se non beviamo direttamente quell'acqua inquinata, comunque ci sono gli animali che bevono quell'acqua, gli orti, i campi vengono annaffiati da quell'acqua che poi noi beviamo, non direttamente ma indirettamente. Un oggetto di plastica come una bottiglia, ricordo a tutti che noi qua a Treviso abbiamo l'acqua potabile, eppure in Italia siamo i primi al mondo come consumo di bottiglie di acqua di plastica. L'Italia al mondo, ci sono paesi
che hanno solo il 70% circa di acqua potabile, di rubinetti con l'acqua potabile. Eppure noi veniamo prima di loro. Questo significa che la signora che va a fare la spesa compra la carne, il pesce e l'acqua per far prima. Bisognerebbe tornare un po' indietro, no? Quando si comprava comunque la bottiglia in vetro, quella bottiglia là veniva riutilizzata più volte finché non si rompeva e quindi c'era un minor spreco di materiale. Già nel 2023 mi sembra, o 2022, adesso non mi ricordo esattamente, però già in quell'anno lì tot peso della popolazione mondiale era stata equiparata al tot produzione di plastica. Pensate. Quindi ognuno di noi già un paio di anni fa aveva un avatar di plastica. Allora, visto che abbiamo parlato di acqua e plastica, devo correre e andiamo a vedere un video, un mare di plastica. Allora, abbiamo visto il nostro territorio, l'Italia, non solo l'Italia, il mondo, siamo sommersi di plastica. Che messaggio bisogna dare questa mattina anche per far capire che forse anche i giovani stanno capendo l'importanza invece di stare molto attenti? Infatti io vedo molti giovani con le borracce. Sì, assolutamente. Ecco che è una cosa importante, la scuola ha fatto veramente passi da gigante, sì, bisogna dire la verità, come informazione su questa, perché li vedo molto più attenti dei diversamente giovani qua, sì, ecco qua, sì, sulla bilancia le due cose, perché bisogna dire anche la verità. Ecco, perché questo secondo te? Pure una volta non si bruciava niente, cioè non si buttava via niente, vai. Posso dirti una cosa, Mirella, però io andando proprio nelle scuole, questa cosa, faccio sempre una cosa che mi fa capire se c'è del cambiamento, cioè i bambini, sai, non dicono bugie, quindi io a un certo punto chiedo a tutti, ok, alzate la mano chi a colazione, pranzo e cena usa la bottiglia di plastica, e credimi che su una classe di media di 20-25, metà usa la bottiglia di plastica a pranzo, a colazione e cena, quindi non c'è ancora quel cambiamento di cui noi abbiamo bisogno. Pensa che abbiamo fatto una raccolta a fine ottobre, quindi non tanto tempo fa, in zona Dogana, tutti conoscono la zona Dogana perché... a Treviso? Esatto, a Treviso, perché c'era un sacco di gente che andava a farsi il tampone all'epoca del Covid, chi non ha conosciuto zona Dogana ci andavano tutti, e sostanzialmente in un'ora e mezza eravamo in 13, in un'ora e mezza abbiamo raccolto più di 500 kg. Mamma mia. C'era di tutto, abbiamo trovato anche un sedile di un'auto, abbiamo trovato una bici elettrica del comune. Ma secondo te, Sara, siamo proprio noi culturalmente che non ci siamo? Poi bisogna anche dire la verità, è quello che è, perché bisogna anche iniziare a parlare di queste cose. Secondo me ci sono due fattori principali. Uno è l'ignoranza, passami il termine ignoranza, nel senso il non sapere quanti danni causa anche alla salute delle persone questa cosa. Quindi l'ignoranza
E la seconda cosa è il fatto che sembra quasi non sanno che andare al CERD non è che ti mettono le manette e vai in galera. Sì. Si trovano, io ho trovato una motosega una volta quando ho fatto e la motosega si accendeva. Cioè ancora che si poteva l'hanno usare. Buttata, molto probabilmente perché aveva di denti rotti, cioè l'hanno buttata, ma dopo le siringhe. Capisci che io vado in un parco per bambini e trovo le siringhe. Quindi si mette anche in pericolo la salute dei bambini. E questo fa male, perché tu dici, cavolo, basterebbe solo avere un po' di rispetto anche per la persona, non solo per l'ambiente, ma anche per le persone, perché ci sono delle ricerche che stanno facendo e che hanno già confermato che la plastica, quella che resta in territorio e che alla fine diventa polvere, noi la annusiamo. Quindi va dentro il nostro corpo, la mangiamo tramite la mucca che mangia il fieno, che beve l'acqua, che ha la polvere dentro. Quindi noi ci nutriamo di quella plastica. Però quello che sta passando anche, permettimi Sara di dirlo, perché ringrazio anche Michela Piccoli che è andata all'ONU per parlare di PFAS. Ecco, tu capisci che il messaggio che sta passando con questa Miteni ancora da chiudere, nelle nostre zone del territorio, con queste falde inquinate, tu capisci che il messaggio che arriva a casa è attenzione a bere l'acqua, perché le falde si stanno allargando sempre di più, ecco, gli orti, le verdure vengono irrigate con questa acqua, questi prodotti girano, perché girano dappertutto. Sono questi messaggi poi che sono anche devastanti, perché sono messaggi reali, però non si chiude ancora questo Miteni, ancora là il sito è ancora aperto. Non pensi che qualcuno dovrebbe accelerare, visto la pericolosità, queste mamme veramente che dobbiamo ringraziare, perché stanno facendo una guerra incredibile, stanno unendo, perché non è un problema solo italiano, è un problema mondiale, per far capire l'importanza anche dell'acqua e che l'acqua sia pura, che noi siamo a Treviso e va bene, perché ho gli esperti che vengono e possiamo stare tranquilli, anche se molti comprano come dici tu, però bisogna vedere dove abiti, su che condominio, come sono i rubinetti, è tutto da rivedere. Allora questi messaggi sempre negativi poi influiscono anche il modo di comportarsi, ma il modo di comportarsi è anche nostro. Allora mi piace perché il presidente Garbillo ha detto vietiamo le macchinine elettriche a 30 all'ora perché creano problemi. Allora, sentite cosa vogliono fare a Fonte, ecco, come dissuasori vogliono mettere le capre. Allora non la bicicletta, la carrozzina elettrica, andiamo a vedere questo servizio. Sì, bello. Bello. Un po' folklore, un bel po' pericolo. In via Fonte, nella campagna di Fonte, un residente ha inventato un modo fantasioso ma non proprio regolamentare per fare in modo che le automobili in transito rispettino il limite di velocità. Sulla carreggiata ha liberato alcune delle capre del suo gregge. La segnalazione arriva da un cittadino stupito del fatto che gli animali girino liberamente ma con rischi per sé e per i veicoli. La situazione era già nota al comune, che conferma trattarsi di un'attività autorizzata di allevamento ma intende correre ai ripari al più presto. Sicuramente adesso attueremo quello che sia necessario per le forze dell'ordine, quindi manderemo sicuramente la polizia locale a verificare lo stato della cosa. E sul fatto che lì le macchine corrano troppo? Lì ci attueremo anche lì per verificare la possibilità di intervenire con qualche magari dissuasore, previa autorizzazione ovviamente della polizia locale secondo il codice della strada. Dunque potrebbero arrivare dissuasori a norma di legge e non sicuramente degli animali che di fatto sono incustoditi e potenzialmente pericolosi. Allora, noi ce lo inventiamo tutto, non c'è niente da dire perché è veramente una cosa da non credere. Allora, come commenta questo servizio Garbillo? No, è carino, un po'... Beh, carino direi di no, povere capre. Sì, un po' carino nel senso goliardico della persona che l'ha fatto, perché c'era, difatti lì, da quello che ho saputo io, corrono, lì è un piccolo rettilineo e accelerano di brutto, per carità. Poi il sindaco doveva muoversi anche un po' prima, se c'erano state delle segnalazioni. Cioè, è un po' un discorso burocratico certe volte, che ci si ingarbuglia su fare un qualcosa e ti si blocca subito. Perché ogni volta che c'è qualcosa di fare, non
inventare, fare una cosa che è utile per chi abita in quella via e chi si ferma. È la burocrazia che ci permette di bloccare certe situazioni. Poi ritorniamo al discorso dell'80enne e del 70enne. Sì, è un protocollo. Bisogna vedere un attimo, rivedere un attimo questo protocollo e dare la possibilità, perché, ripeto, non si può, si uccide prima l'anziano. Ma Garbillo, mi scusi, ma io ho avuto una mamma che ha perso, mamma Ute, che saluto, che ha perso il figlio in un incidente stradale. Lei è tedesca, va spesso in Germania, e lei mi dice: ma da noi non ci sono questi problemi, non abbiamo il problema degli autover, tanto è vero che sono nascosti, non si vedono neanche, tu non ti comporti bene, ti arriva tranquillamente la sanzione e la paghi senza nessun problema. Ci sono i limiti di velocità e noi li rispettiamo. Tu non vedi da noi, ecco, questi sorpassi azzardati, noi rispettiamo la segnaletica. Quando arrivo in Italia mi metto le mani nei capelli. Allora, vede Garbillo, il problema non è l'età, a mio avviso, è il buon senso. È inutile che diciamo di fare chissà cose, bisognerebbe che tutti rispettassero le cose più elementari. La segnaletica, perciò può correre il 90enne, può correre il 70enne, il 20enne, il 50enne. Il problema è che qui in Italia siamo il paese dei furbi. Ognuno al mattino esce di casa e fa che cavolo vuole. Tanto qual è il problema? Chi è che mi ferma? Chi è che incontrerò per la strada? Perciò con queste regole ho fretta, ecco, e adesso arriverà la nebbia fra poco, anche la nebbia avete sentito, ma chi se ne frega se ho fretta? Sorpassi azzardatissimi, guardate io al mattino che vengo a lavorare, ma penso anche voi, cose pazzesche, doppia linea continua in curva. E questi furgoncini non ne parliamo, come arrivano stamattina addirittura questi camion enormi. Ma dov'è il rispetto del buon senso? Ma è inutile che ce la raccontiamo, perché basta che ne incontriamo uno, Garbillo, un deficiente qualsiasi nella nostra vita. Non è che dobbiamo incontrarne tutti i giorni uno, ne basta uno. Vogliamo capire che forse se uno si comporta male dobbiamo stangarlo veramente nella maniera giusta, perché non ne possiamo più di uscire di casa e dire speriamo di ritornare stasera? Garbillo? Concordo su questo e io sono consapevole, anche perché sono in strada, ripeto, le puttanate le ho fatte anch'io, però delle volte mi rifletto e mi metto là tranquillo e vado. Perché non è questione... Sì, allora è un'educazione che da noi purtroppo non c'è. Non c'è, perché anch'io sono nato in Austria, anch'io sono nato in Croazia, anch'io sono... perché non lo fanno? Io ho avuto un amico che l'hanno bloccato per un motivo il venerdì e il giudice è uscito il lunedì. Sì, ma noi abbiamo... Qua da noi non si può fare perché è tutto un... Garbillo, noi abbiamo persone che hanno ucciso delle persone che sono libere, che hanno ancora preso in mano la macchina senza patente, senza niente, che hanno ucciso ancora, hanno causato incidenti, e noi cosa facciamo? Queste persone non tornano mica più, queste famiglie sono distrutte per tutta la vita. Allora bisognerebbe che qualcuno iniziasse a capire che forse le norme che sono state messe non funzionano, perché se il nuovo codice della strada è questo, Sara, cosa vuoi dire? Che la legge in Italia è un optional un po', cioè nel senso, parlo in generale, ma no, è un elastico, sì, esatto. Si può gestire e fare. Nel senso che non si tratta solo di codice della strada, in generale non c'è una pena vera e propria per chi commette qualcosa e questo fa sì che... Il famoso omicidio stradale, no? Ne parliamo? Sì. Ma poi ci sono da mettere altre cose in atto. Diceva giustamente Mirella, la nostra cultura è vecchia e retro. Cioè non abbiamo una scuola culturale di educazione in questo lato. Tutto è ammesso e concesso. Quindi dobbiamo partire dagli anni che furono, che non ammettevano la pena giusta nel momento e si bloccava, quindi io il giorno dopo che vedevo sta cosa stavo attento. No, quindi
Non c'è, è saltato tutto. È saltato tutto. Ma lo vede Garbillo che hanno tolto il monopattino perché hanno fatto delle restrizioni importanti e hanno creato la bicicletta che corre più del monopattino, con le gomme così che va via più di 50 all'ora sulle piste ciclabili dappertutto. Ma non capisce che siamo il paese dei furbi e del business. Allora quello che invece fa tenerezza, e mi sei venuto in mente tu Sara quando ho visto questo delfino in laguna, chissà perché, ma mi è venuto in mente Sara Simeonata, andiamo a vedere questa creatura che dice che ben che sto in mezzo alle barche senza sapere che rischia la vita ogni secondo. Andiamo a vedere. È diventata una presenza costante tra il bacino di San Marco e il Lido e a quanto pare intende rimanerlo. Spinto verso la laguna sud per evitare gli incidenti con il fitto traffico di imbarcazioni dell'area, il delfino Mimmo è infatti tornato a Venezia dopo appena poche ore. Per riuscire a smuoverlo in acque più tranquille si era mossa una task force formata dalla Capitaneria di Porto assieme a Comune di Venezia, Regione e Università di Padova, con l'impiego anche di mezzi di Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Protezione Civile, Guardia Costiera ausiliaria e volontaria. Rimanere in una zona a traffico intenso sta diventando troppo pericoloso per Mimmo, che negli ultimi avvistamenti presentava infatti alcuni segni di trauma sulla pinna dorsale. 6 ricercatori, allora muniti di apparecchi che producono un suono sgradito ai cetacei ma totalmente innocuo e di un idrofono per poter captare i suoni emessi dal delfino e determinarne la posizione, si sono imbarcati su 6 mezzi nautici che, procedendo in formazione a pettine lungo il bacino di San Marco, hanno creato una barriera sonica per far spostare Mimmo nella zona voluta. Per prevenire un ritorno del delfino a Venezia, i ricercatori del CERT intendevano posizionare alcuni dissuasori sonori in modo da creare una sorta di barriera permanente, ma Mimmo è stato più veloce ed è già tornato a San Marco. Abbiamo Paola da Campo San Piero. Ciao Paola. Ciao Mirella, buongiorno. Ciao Paola. Volevo chiedere all'esponente di Plastic Free riguardo la plastica addosso all'uomo, cioè si può dire che il cotone, preferire il cotone, lana, cose che fa traspirare, insomma, ecco. Per cui adesso se che fibre, a parte il nylon, che ne siete non so quante, che magari tiene un po' di caldo, poi che tiene freddo, ecco, se ne puoi parlare un po' di questo. Grazie, ciao Mirella. Ciao Paola, prego Sara. Allora, grazie Paola. Allora, partiamo dal presupposto che ovviamente un tessuto misto lana e fibra sintetica, quindi plastica, ha abbassato i costi sulla filiera dell'abbigliamento, e quindi questo ha provocato un po' un disastro, perché sostanzialmente poi questi tipi di fibre difficilmente vengono riciclate. Non si può, tutto l'acrilico, esatto. essendo tutto acrilico non si può riciclare, diciamolo chiaramente. Esatto, cioè, e quindi la problematica principale è che anche qua è ovvio che se io vado a fare una gita in alta montagna e ho bisogno di una cosa termica, altrimenti io rischio di morire, è ovvio che una fibra sintetica aiuta questa persona a fare questo tipo di escursione. Nell'uso quotidiano, anche perché adesso sai esiste anche che ne so, la mutanda in fibra sintetica, e addirittura ci sono degli studi che dicono che altera la temperatura corporea, quindi non è detto che faccia bene a tenerla su tutti i giorni, capisci? Quindi stiamo usando del materiale, del tessuto che non è naturale, e dall'altra parte, oltre ad annusarlo, perché comunque quando lo laviamo tutta quanta la fibra sintetica perde dei pezzetti che finisce nell'acqua e quindi va nel mare, alla fine va nel mare, oltre a quello le buttiamo in asciugatrice, quindi tutta la parte della fibra finisce sull'asciugatrice, non sulla lavatrice, scusami, sull'asciugatrice, e quindi nell'aria, e comunque indossandolo noi la annusiamo in qualche maniera, viene a contatto con la pelle, cioè ci sono tutti dei meccanismi che fanno sì che questa fibra sintetica che noi usiamo
quotidianamente, perché ormai andate in qualsiasi negozio, cioè io lo faccio anche con i bambini e dico loro, ok, adesso tutti guardano l'etichetta dell'indumento che hanno addosso, voglio un 100% fibra sintetica e un 100% fibra naturale, e quindi loro si spogliano, cominciano a guardare le etichette sotto i maglioni, sui pantaloni, è bellissimo. E c'è sempre chi indossa 100% plastica e chi 100% fibra naturale, però io il consiglio che do a tutti è: voi siete le persone che fanno la spesa e che decidono cosa comprare, cosa indossare. Quando andate nei negozi, guardate le etichette, anche perché adesso voi magari pagate un capo 200 euro perché è di marca, poi guardate l'etichetta. Guardate che se è cashmere deve essere scritto cashmere, non deve essere scritto cacchemire. Se è scritto cacchemire non è cashmere puro. No. Attenzione, esatto. No, perché veramente li inventano tutte. Sì. Abbiamo Gino da Dosson, vai Gino. Buongiorno. 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 Sì, complimenti per la trasmissione, è naturale. Grazie. Poi mi compiaccio con Walter che ha detto che pure lui ha fatto dei danni quando era giovane, eccetera. E mi viene il sorriso perché ogni tanto, siccome ogni tanto mi tira l'orecchio per come mi comporto io, allora lui dice, però io lo infoco, lo invito a diventare non politico, ma essere più presente nel paese suo a Dosson, no? Lui non ti ricordi? Guarda che mi sono trasferito. Non ti ricordi? Sì, e poi si è trasferito. Prima allora che succede? Lui che aiuta un po' tutti, perché non è sentito? Perché non cominciamo proprio un'educazione, e lo sanno tutti ne parlano, però nessuno lo fa, dalla scuola. Bravo, è dalla scuola che si inizia a non sputare per terra come quando eravamo ragazzini noi, a comportarsi come si deve, no che addirittura si può dare una mano a quelli avanti con gli anni e quasi poi gli è quasi d'obbligo. No, se tu sei abile te faccio conforme. Il Walter sa che io ho più di 80 anni e sono un ex ceramista, non tecnico, ceramista, e mi hanno detto: lei ha vinto un premio, l'abbiamo riassunto. Qual è la cosa? L'educazione al lavoro, alle persone, al prossimo. Allora Walter ha queste attitudini che se uno non lo fa è capace pure a dargli una bastone. Allora, il continuo, l'ho detto adesso, l'ho detto pubblicamente, Walter, rimboccati ancora di più, ma so che non c'hai tempo, ti prendi il tempo, ti fai aiutare da qualche collaboratore, ma vedi, io benché sono ormai ribambito, ti aiuto. Non sei ribambito. Non può essere di aiuto. No, Grazie, devo andare avanti. Dai. Gino, ti ringrazio per la telefonata, sei simpaticissimo, chiamaci ancora perché mi fa piacere sentirti. Ecco, queste sono le telefonate che mi piacciono, vero Sara? Allora sentiamo come risponde all'amico Gino. Cosa posso rispondere? Non lo so, Garbillo, intanto un po' più. Gli ho dato una mano sulla patente, gli ho consigliato, l'ho guidato un attimo, ma non l'ho fatto solo con lui, lo faccio con tanti mi conoscono, che mi vedrà, mi dice, guarda Walter, ma in futuro cosa prevedi allora, Garbillo? Io intanto voglio finire, perché ho dato una data mia personale, 75 anni, ne ho 72, cioè mi sto arrampicando sui 72, ho dato una data, voglio finire, non lo so chi subentrerà dopo di me. Io cerco di comportarmi il più bene possibile con l'utenza.
per me, non so, è forse un amore di me stesso e in confronto degli altri. Per comunità? Sì, ma per quello che ho subito io, per quello che ho sofferto io. Io ho fatto di importanti... Scusate, 45 interventi. Ecco, si commuove. Sì, ragazzi, è stata una storia la mia un po'. Ho girato 10 ospedali. Ferma che siamo a Maria d'Agoro, chissà che sia un'altra, tanto facciamo respirare, ecco, giustamente. Le lacrime di gioia sono belle, sai. No, io sono contento di cavolo, dai, sono Maria, qua, te lo racconto. Maria. Tanti non sono riusciti. Pronto? Prego, Maria. Buongiorno. Buongiorno. Sono, come posso dire, sono commossa e sono anche felice di vedere lei perché è una persona preziosa. Cara. Grazie. E non ho mai conosciuto nessuno di altrettanto prezioso. Io ho 76 anni, mio marito 79. Volevo dire che eravamo artigiani, 40 anni di lavoro, che abbiamo in un paesino piccolo e abbiamo preso abbiamo sempre versato i contributi proprio regolarmente, e però la pensione che ci hanno dato è stata una pensione che fa pena. Ma volevo solo dire che ho pensato che lo Stato pensi che noi siamo morti, perché per lasciarci così, noi sono 3 anni che non abbiamo il riscaldamento col freddo che fa, e voglio dire che non hanno la coscienza. Io non saprei cosa votare, mi aiuti a votare bene. Guarda, io i messaggi li ho dati, Maria, se mi avete ascoltato bene non sbaglierete di sicuro, perché i messaggi li ho dati, tanto è vero che vi ho detto sveglia Veneti, perché siamo in Baucai ultimamente, e perciò bisogna svegliarsi e capire, ecco, quello che sta dicendo Maria. Io sono senza riscaldamento. Sara ha detto come mai, cosa vuol dire? Sì. Maria, spiegaci perché senza riscaldamento. Ti dico, il gasolio costa tanto, allora noi facciamo fuoco con la legna, che è quella che sporca l'aria, dicono, ma non si può mica morire di freddo, vero? Vero? E allora io dico che non c'è il termosifone che gira, lo lasciamo spento, perché una volta potevamo prendere il gasolio, ma ora non più. Allora, ma non importa, siamo Maria, abituati. poi ti chiamo nel pomeriggio perché voglio capire da dove chiami, Maria? Agordo. Ecco, appunto, Agordo, appunto, Agordo. Non posso dire altro perché sennò veramente trovo i carabinieri fuori che viene torno se dico quello che penso questa mattina. Però Maria, io ti dico una cosa, siamo in tanti nel mondo del volontariato che possiamo aiutarti, sai Maria. Vedrai che se io ti do le dritte giuste, vedrai che qualcosa succederà, perché non è neanche possibile sentire queste persone che hanno lavorato una vita, che si sono comportate bene, che hanno pagato le tasse, che sono delle brave persone. Prima i nostri, dice, no, i veneti. Ecco, io vorrei che lo dicessero a Maria cosa vuol dire prima i nostri, visto che Maria è diversamente giovane, a quello che ho capito fa fatica anche a scaldarsi con la legna, perché non è così semplice come si pensa, pesa avanti, indietro. Perciò Maria, poi ti chiamerò per capire veramente la tua situazione a Agordo, zona di villeggiatura bellissima. Ecco, siamo vicini anche a Cortina, ecco, dove un appartamento qualcuno lo paga. Pensate che hanno rifiutato 50.000 euro per un appartamento, perché tanto quei 50.000 diventeranno molto di più fra poco, perciò hanno rifiutato 50.000 euro di affitto. Avete capito? Poi Maria chiama e dice io non ho neppure il riscaldamento. Vabbè, torniamo alle capre. Capre sì, carrozzina elettrica no, 30 all'ora sì. Aspetti perché abbiamo anche Sandra, devo mandare le mie donne. Vai Sandra! Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Buongiorno. Io vorrei segnalare una cosa, Mirella, penso che tanta gente l'abbia vista, però te la dico, io sabato sera ero a casa e di solito guardo Focus, ma il sabato non c'è, e ho guardato Tu sì che vale, che è anche uno spettacolo, bisogna anche alleggerire un po' la mente perché sennò uno va in depressione. E c'era un ragazzo di Padova, adesso il nome non me lo ricordo, che è a seguito dell'incidente stradale in carrozzella.
E allora un signore, un po' avanti con gli anni, ha copiato dalla Germania per fare le barriere architettoniche con Lego, magari tu sei già informata di queste cose. E allora ha raccolto un po' di persone, autistici, diversamente abili, cioè 10 persone su per giù che sono intervenute lì, ognuno ha detto la sua, con una tenerezza, un amore. Veloce Sandra, sono in chiusura. Beh, allora cercavano dei Lego, perché hanno fatto le barriere architettoniche con i Lego. E allora chi ha Lego, perché i Lego hanno un costo, però qui a Padova sto ragazzo l'aveva proposto, no, perché è troppo colorato. Mirella, era di una bellezza ste pedane che ti dico io mi sono emozionata. Ma non hai capito cosa ha detto Garbillo? Che noi abbiamo i protocolli sono grigi, allora, gli attraversamenti non si vedono neppure. Sandra, devo chiudere, non ce la faccio, scusami, ma devo salutare gli ospiti però, perché ho straforato e ancora ospiti che aspettano fuori dalla porta. Allora Garbillo, come ci saluta e cosa vuol dire a Sandra e anche a Maria? Niente, cosa devo dire? Niente, continuiamo la nostra piccola battaglia e grande battaglia nel stesso tempo. Io sono con voi, lo sapete tutti. Bel lavoro anche il tuo, mi piace. Altrettanto. Ciao a tutti quanti, grazie che mi avete supportato fino adesso, visto considerato che sono 15 anni che sono in commissione medica patenti. L'associazione Anglat l'ha creata a Treviso il professor Conzon, che Mirella lo conosce benissimo. Grazie a lui mi ha strappato una manica della giacca per farmi entrare. Non volevo, però adesso sono in questo circuito. Farò anche fatica a andarmene. Grazie, grazie a voi tutto. Garbillo. Sara, un messaggio veloce? Un messaggio veloce. Vi aspettiamo tutti, venite a darci una mano a fare le raccolte, perché così facciamo in modo di stare tutti meglio e di avere un ambiente più sano, e fateci caso alle cose che comprate e a cosa indossate e a cosa bevete. Grazie a Sara Simeonato, referente Veneto Plastic Free, grazie a Walter Garbillo, presidente associazione Anglat, di essere stati con noi, e grazie anche a voi, ma adesso ritorniamo ancora, però devo ringraziarvi perché siete fantastici anche voi a casa. Grazie. Io ringrazio sempre Moira Ferrari, che da diversi lunedì è qui ospiti, questo tecnico federazione della ginnastica artistica, ma non solo, questa sensibilità di donna che sta cercando di fare del bene alla comunità, si parla di integrazione, si parla di autostima, e che io ho messo a fianco a Moira Ferrari, una persona graditissima che è Anna Maria Donofrio, mental coach, per capire cos'è l'autostima, perché l'autostima ti fa arrivare lontano, bisogna avercela però, mica sempre, delle volte la perdi per strada magari. Allora inizierei proprio da te, Anna Maria, cosa vuoi dirci in base anche a quello che hai visto? Allora, parliamo di autostima, parlando poi, grazie per questo video eccezionale, perché sicuramente queste ragazze hanno una grossa autostima, anche data dal fatto che tu gliela fai vedere. Beh, che cosa parliamo sull'autostima personale? Le persone sono un frutto delle loro capacità personali e di quel talento
personale di cui sono corredate alla nascita. Le persone devono capire quanto valgono e che cosa sanno fare realmente. E questo è una cosa importantissima, e in questo diciamo che tutte le persone che attorniano, come anche Moira, nello sport anche, e fargli capire qual è quella capacità elettiva che possono utilizzare nella loro vita per poter avere stima in se stessi e poter capire quanto valgono veramente. Il valore personale, il valore che le persone hanno è inestimabile. Ognuno di noi ha un talento, un valore grandissimo. Basta riconoscerlo e basta anche portarlo avanti sempre, senza farsi mai condizionare dall'esterno. In quale senso questo? Perché le persone spesso si fanno condizionare da altre persone. Noi dobbiamo essere sicuri di ciò che siamo realmente, e qualsiasi cosa che viene dall'esterno, un giudizio, dobbiamo prenderlo sempre con le pinze, dico io, prenderlo in un modo molto, come dire, critico anche il giudizio degli altri, perché il giudizio fa bene, ci fa capire se possiamo migliorarci, ma noi siamo persone che hanno la loro capacità di capire quanto valiamo, quanto è grande l'informazione, tutto il corredo di informazioni che abbiamo dentro di noi, e quindi questo è importantissimo proprio per fare, quando ci viene dall'esterno un giudizio, un consiglio anche da qualcun altro, prenderlo sempre con le pinze e capire cosa serve e cosa no, e non far sì che quella cosa ci porti completamente fuori da quella che è la nostra strada, da quella che è quella strada prefissata dalla nostra nascita. Questa è una cosa importantissima. Noi abbiamo un talento personale, nasciamo con quel talento e dobbiamo avere stima di quel talento e svilupparlo continuamente, accettando i consigli delle altre persone per migliorarci, ma non lasciando andare noi stessi e pensando che ciò che viene solo dall'esterno è importante e non quello che abbiamo internamente. Quello che abbiamo internamente è più importante di tutto. Moira, sentiamo come commenta le parole di Anna Maria Donofrio, mental coach, che fa capire l'importanza di riuscire a guardarsi dentro, a riflettere su quello che sei tu. Ti guardi, io dico sempre delle volte, Anna Maria, alle persone che veramente si comportano male, che feriscono gli altri, dicono: ma questi qua al mattino si guardano allo specchio prima di uscire, cioè, oppure la sera quando rientrano si guardano, dicono: cosa ho fatto io oggi? Guardati bene allo specchio, dico io, perché lo specchio parla. Prego, Moira. Beh, io sono pienamente d'accordo con tutto quello che è stato detto finora, anche trasmesso con grande cuore, quindi voglio farti i miei assoluti complimenti. Grazie. Per me autostima è scommettere su te stesso, è credere in te anche quando le cose non vanno come vorresti. Autostima per me è come guardarsi da una lente di ingrandimento. Io la paragono ad una lente di ingrandimento. A seconda di com'è questa lente, grande o piccola, noi ci percepiamo e percepiamo tutto quello che abbiamo intorno. Però è vero, hai autostima quando riesci a staccarti dal bisogno di essere approvato, dal bisogno di essere visto. Io nel mio percorso di coaching affronto questo argomento con molta forza, con molta energia, l'unicità. Ciò che ci rende unici ci rende liberi, e per avere autostima dobbiamo andare alla ricerca di quei talenti di cui si parlava, che sicuramente sono, diciamo, la chiave per raggiungere la nostra essenza, per portare il nostro valore nel mondo. Cioè, dobbiamo capire che siamo noi il valore e sbagliamo quando lo cerchiamo all'esterno. Questa è la cosa più importante. Monica da Paese, vai Monica. Ciao e buongiorno alle vostre ospiti. Allora, io ho sentito il discorso che parlava adesso dell'autostima e sono d'accordissimo di quello che ha detto, su tutto quello che ha detto. Io
come donna in particolare, purtroppo io sono sempre stata una sportiva, ma sono diabetica. Poi ho fatto tanto sport. Poi mi sono, adattata come un adattamento e purtroppo ultimamente sono un po' ingrassata sull'addome e me lo fanno notare, tante persone mi criticano per questa cosa qua, appunto parlando di autostima, mi criticano. Io cerco di andare a camminare, fare passeggiate lunghe, dovrei fare addominali, però appunto parlando di autostima, tante persone ti puntano il dito, ti dicono guarda qua, guarda tu che pancia che hai, che sei in sovrappeso, ma fai qualcosa? Cioè, ma io dico, ma le persone prima di dire certe cose dovrebbero guardare se stessi prima di puntare il dito e andare a vedere perché una persona è così. Magari c'è dietro anche della depressione. Mirella lo sa che io ho sofferto di depressione e anche quella purtroppo non mi aiuta per niente. Grazie Monica, devo correre perché il tempo è tiranno. Anna Maria, come commenti? Allora, certamente si vede anche, insomma, io sono in sovrappeso anch'io, tantissime persone dicono ma come? Ma non possiamo far capire agli altri perché, quali sono i motivi, sicuramente avrà dei motivi personali molto importanti, ma vedi, ci sono delle cose per migliorare e dobbiamo farlo, ma dimagrire per una questione, io sono dimagrita già tanto, devo perdere ancora altro peso, sto facendo un percorso e tutto questo ci sta ed è importante. Ho ascoltato i consigli di altre persone che mi hanno consigliato di fare più o meno delle cose, ma io non ho mai perso la mia stima me stessa, cioè io mi sento bella così, con le mie capacità personali e tutto quello che devi fare tu. Tra l'altro io sono anche Pitocchi a paese, quindi quando vorrai possiamo fare 2 chiacchiere da vicino. Tu devi credere in te stessa e in quello che sei. La pancia è solo una dimostrazione in questo momento di un disagio tuo personale, ma è solo un disagio. Le persone te lo fanno notare, poverine, te lo fanno notare perché loro stesse forse hanno un disagio personale. Se tu pensi che l'altra persona ti dica delle cose perché è uno specchio, perché si sta rispecchiando anche lei nei suoi problemi, nelle sue manchevolezze, in tutto quello che è in quel momento anche un suo disagio, tu capisci e comprendi e perdoni quando magari sono anche pesanti nel dirtelo. Ma la cosa più importante è che tu devi avere un profondo amore per te stessa e per ciò che sei, e non è la pancia che ti identifica, sei tu, sei la tua forza, la tua allegria. Ho sentito una voce così briosa, bella, piena di speranza, piena di amore, quindi queste saranno delle capacità tue personali importantissime. Focalizzati su quello che hai in questo momento. Infatti noi ci dobbiamo focalizzare su quello che abbiamo, perché quello che non abbiamo arriverà proprio attraverso la nostra crescita, attraverso le cose che facciamo continuamente, le azioni che facciamo continuamente. Si può dimagrire, sì, non è un problema, perché ci sono diete, ci sono aiuti, adesso abbiamo aiuti di ogni tipo, vero Moira? Non c'è problema. Assolutamente. Ma sii sicura di quello che sei e della tua persona, perché sei sicuramente una persona eccezionale. E Moira è qui proprio per portare avanti questo bellissimo progetto, ne riparliamo, prego Moira. Sì, è un progetto di 12 sessioni, one to one. Si chiama il progetto Sedù, aiuta le persone proprio a rimettersi al centro della propria storia, a tornare a casa, come dico io, dentro di sé, a ritrovare una direzione. Si basa sulla parola luce, sull'acronimo di questa parola, quindi libertà, unicità, consapevolezza e essenza, che sono i 4 passi fondamentali per ritornare a sé e aiuta proprio le persone a ritrovare la propria luce. Io vorrei dire a Monica una cosa importante: purtroppo viviamo in una società dove conta più apparire che essere, dove filtriamo tutto. Basta guardare i social, no? Dobbiamo sempre apparire perfetti e invece la perfezione sta proprio nella nostra diversità. Non si raggiunge mai la perfezione, secondo me. Puoi provare a migliorarti ogni giorno, quella forse è la vera perfezione, ok? Però sono d'accordo anch'io che Monica ha una luce sua
da dare. Quello che voglio consigliarle è di ricordarsi di splendere ogni giorno, perché è la cosa che conta di più. La Ed bellezza è quello che ha dell'anima. detto Papa Francesco in questo musical che sto cercando di portare avanti sulle parole di Papa Francesco. Ha detto a questi ragazzi: fate, c'era una ragazza diversamente magra con un'agilità incredibile, andiamo a vedere e poi saluto gli ospiti. Questi sono i messaggi che io voglio dare, ecco, perché sono messaggi importanti di autostima di questi ragazzi. Non vediamo solo i cattivi ragazzi, qui vediamo veramente dei bravi ragazzi, famiglie. La regista alla fine ha detto: guardate questi ragazzi, li guardate in volto. Ecco, qui si può parlare di autostima. Anna Maria, come chiudiamo? Chiudiamo dicendo che è importante, e anch'io mi occupo spesso di fare degli eventi per tutte le donne, per tante donne, per aiutarle proprio a capire qual è il proprio valore personale, qual è il proprio talento. Quindi se andrete poi, se vorrete, Mirella in qualche modo vi darà i miei contatti chiamando qui, e mi potrete contattare per sapere anche quando ci saranno questi eventi, perché spesso li faccio. L'ultimo è stato un evento molto particolare abbiamo fatto una vendita di beneficenza. Io facevo la modella oversize anche, avevo tanti vestiti e ho fatto appunto questa giornata per devolvere dei soldi in beneficenza alla Lega dei Tumori di Treviso. Ho organizzato in un hotel la vendita e tante donne anche over venivano, ed è stata una giornata spettacolare dove abbiamo parlato di stima personale, ma soprattutto anche di bellezza, perché si può essere belle in ogni taglia. In ogni caso. Allora Moira, un saluto veloce, come ci saluti, con quale messaggio? Tu sei il punto di partenza e tu sei il punto d'arrivo, e l'autostima è il motore di questo viaggio. E cosa vuoi dire, Anna Maria, che l'hai conosciuto questa mattina? Moira, cosa vuoi dire? Moira è una persona spettacolare, ci siamo conosciute prima fuori e penso che staremo insieme per molto tempo, perché avremo da fare e ci saranno sicuramente dei progetti che svilupperemo insieme. Mi fa molto piacere, veramente piacere avere anche Moira, che per quanto riguarda l'autostima lei ne sa qualcosa, però con grande fatica. Percorso molto faticoso, ma se tu ci credi la trovi. Grazie, grazie. Adesso andiamo a vedere l'assegno, a chi darà l'assegno Mirella questa settimana, che è il vostro assegno. Andiamo a vedere. Ciao, a domani. Ciao grande famiglia, siamo a Fagarè, nella Golena del Piave, e stiamo per incontrare Elisa, che voi avete già conosciuto. Permesso? Elisa? Eccola qua, vieni Elisa, vieni. Ciao Elisa, ciao carissima. Allora, stiamo vedendo il disastro, Elisa. Fammi vedere fin dove arrivava l'acqua, Elisa. Guardate fin dove è arrivata l'acqua. Cosa si prova in quel momento quando vedi la tua casa, le tue cose, i tuoi bambini, non sai cosa fare, dove andare, come difendersi? Come si fa a difendere? È stato tutto veloce, i vigili ci hanno avvisato, noi non è mai entrata l'acqua, per cui non abbiamo messo la roba più alta di 1 metro, e poi c'era buio perché la luce non ce l'ha. Io ero andata al lavoro, i bambini erano a casa da soli, e
Sono tornata, abbiamo mangiato una cosa al volo che avevamo preparato nel pomeriggio, perché prima di andare al lavoro preparo, e niente, mio marito fatalità stava anche poco bene, aveva fatto l'estrazione dei denti, per cui eravamo un po' presi con le bombe. Abbiamo cercato di fare quello che c'è una dietistica. Cosa hai sentito allora? Sono venuti i vigili o hanno telefonato? No, ci sono venuti qua. Sono venuti, sì, anche la protezione civile, niente, di evacuare entro la mezzanotte, però non ci hanno detto la quantità dell'acqua che scendeva. Noi logicamente, sapendo che avendo la casa più alta di tutti, a me non è mai entrata in casa, sul giardino sì, ok, però non fa mai, però è stata peggio del 66 questa volta, per cui... Entriamo allora, Elisa, ci fai vedere? Permesso? Mamma mia, guardate che disastro. Possiamo, Elisa, ci fai da cicerone nella tua casa, Elisa, che vediamo, mamma mia, guardate, e sta arrivando l'inverno, Questa quantità enorme d'acqua, non avevano detto che veniva questa quantità di acqua, e poi insomma è sempre dall'alto, insomma sono sempre le dighe che fanno sti macelli. Ma se ti proponessero un'altra casa adesso? Beh, me la devono proporre col giardino, perché io ho i cani. Ho speso 200 milioni quella volta qui e adesso stiamo investendo altri soldi per sistemare, perché non si sa se arriveranno gli aiuti e io devo entrare in casa perché non posso abitare in albergo a vita. Ascolta, tu hai sentito l'amministrazione in questi giorni? Sono fatti sentire? No, li ho chiamati più volte, loro hanno detto che non hanno nessuna novità, stanno aspettando anche loro. Voi siete in albergo al momento? Sì, stiamo in albergo a spese nostre adesso, il comune ci ha aiutato una settimana, dopo giustamente le famiglie sono tante, hanno cercato di aiutare tutti e adesso sono là io con i miei figli e mio marito dorme qua, anche perché abbiamo paura un po' anche dei ladri, perché non si sa mai. Non si sa mai, come che stanno facendo un po' dappertutto. Allora. Ma tu trovi giusto che l'amministrazione si difili un po', diciamo, nel senso, ha pagato una settimana, ma voi adesso cosa fate con i bambini? Cioè, l'ATE aveva detto che metteva a disposizione degli appartamenti. Allora, qui a San Biagio mi avevano detto che non ce n'erano a disposizione, abbiamo sentito che c'erano 15 appartamenti dell'ATE a disposizione, però sì, io adesso sinceramente abbiamo anche guardato degli appartamenti in affitto, ma gli affitti sono troppo alti e io ho un mutuo da pagare, sto ancora pagando il mutuo e appunto sto aspettando a vedere se li bloccano sti mutui, tanto giusto per vedere un attimo, perché le spese continuano, cioè anche se noi siamo stati, le bollette, mi è arrivata anche ieri la bolletta della luce, cioè le bollette continuano ad arrivare, non è che si fermano, le tasse le pago, anche noi che siamo in Ingolena paghiamo tutto, no? Che non si paga niente. E dopo insomma tutte le spese quotidiane che hanno tutte le famiglie, insomma. No, ma tu hai detto io pago tutte le spese, che in Golena non si paga niente, cos'è? Perché dicono che in Golena che le case qui nel Piave non pagano niente. Invece non è vero. Non è vero. Stai testimoniando perché che è un'altra realtà, quella che voi pagate. Come io, come tutti i miei vicini paghiamo. Elisa, una cosa che ha colpito è stato quando tu hai detto il mio bambino il 24 di novembre deve fare la cresima, e là veramente ti sei commossa perché hai detto lui non può pagare una conseguenza che non è colpa sua e non possono fargli fare la cresima. Proprio ti è venuta dal cuore questa cosa, e come mamma io l'ho sentita. Cosa vuoi dire? Quando hai provato in quel momento, cioè ti è venuto in mente la cresima di mio figlio? Perché lui si sta preparando alla cresima, perché sta facendo il percorso con la diocesi di Fiera e sì, abbiamo già prenotato tutto, le bomboniere sono già pronte, non può, anche perché lui desidera fare la cresima con i suoi amici, insomma è giusto che la faccia e non è giusto che lui per una causa così che è arrivata all'improvviso salti tutto, insomma. Allora cerchiamo di stringere i denti e gliela facciamo fare. Allora noi ti aiuteremo a fare la cresima, questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta. Grazie. Ecco Elisa, in maniera che tu farai questa cresima più tranquilla e serena, questo bambino avrà questa bellissima giornata. Noi ti siamo stati vicini, io ti ho chiamato, ti ho promesso che sarei venuta a trovarti, certo, perché al cuore
parole di mamma non si può dire di no in un momento così importante per un bambino. Cosa vuoi dire alla grande famiglia, Elisa? Niente, vi ringrazio di cuore. Non me la sarei mai aspettata una cosa. Io non è che volevo spreparare, cioè io sono stata colpita come tutti i miei vicini. Io vi ringrazio di cuore anche del nome di Simone. Vedete, bisogna far tornare il sorriso a queste persone, a queste mamme, perché ne hanno tutto il diritto, e stiamo parlando anche dei loro bambini che non hanno nessuna colpa. Anche degli anziani che ci sono qua, che sono parecchi, e stanno facendo, veramente sono feriti, ma tanto. Io li vedo, perché sono come dei genitori per me, le persone anziane che abitano qua, e vi dico, poverini, stanno soffrendo tanto.